Bene, buongiorno a tutti. Iniziano oggi le 2 giornate dedicate più all'attività di project design, progettazione vera e propria. Scopriremo come queste attività hanno chiaramente una tempistica e delle fasi che si svolgono una a seguire l'altra. E la seconda parte della giornata, io farei un'apertura, una pausa, una conclusione dell'attività di quelli che sono gli strumenti, le tecniche, eccetera, se avanza tempo, cosa che spero. Come avevamo detto, come eravamo rimasti d'accordo la volta scorsa, vi illustrerò l'evoluzione di un progetto da un'idea, un bando e la costruzione di un'application form che poi è stata poi appunto finanziata. Se non riusciamo a farlo oggi, lo faremo lunedì. Lunedì poi parleremo ancora un po' di tecnica, concentrandoci più sulla questione budget, che richiede magari un po' la mente più fresca rispetto a quella che avremo tra un pochino, tarda mattinata, e quindi ho pensato di spostarla lunedì mattina. Lunedì mattina quindi chiuderemo la parte di tecnica parlando di budget e poi appunto entreremo in 1/2 progetti, dall'idea all'application form, e chiaramente abbiamo scelto 2 progetti finanziati. Uno se riusciamo già oggi, altrimenti li vedremo tutti e 2 lunedì. Sono progetti diversi, in 2 programmi diversi, con application e modalità di ideazione, sviluppo e gestione completamente, insomma, sostanzialmente differenti, no? Poi la tecnica che li sottende entrambi è la medesima, ed è proprio di questa tecnica che vorrei parlarvi oggi. Prima di iniziare vi propongo di leggere assieme 2 definizioni. Che cos'è un progetto? Parlavamo la volta scorsa di un gap che c'è tra un ottimo progetto e un progetto europeo che necessariamente deve essere un ottimo progetto. Quindi, riprendendo quanto abbiamo detto la prima volta che ci siamo visti, ho pensato di proporvi queste 2 definizioni. La prima definizione, una definizione scritta da Mr. Archibald, che io ritengo essere il guru, uno dei fondatori, insomma, dei fondanti della disciplina del project management. La seconda definizione è estrapolata da una delle prime guide di project cycle management applicate all'europrogettazione, una guida che risale ormai a qualche anno fa, ma che ha, a differenza di tutte le altre che si sono susseguite nel tempo, la qualità di essere stata in qualche modo riconosciuta dalla Commissione stessa, e quindi ha assunto una valenza specifica. Questa guida, il Project Cycle Management EU Guideline, risale, mi sembra, non vorrei dire una sciocchezza, ma sono abbastanza certa, al 2004, quindi sono passati un bel po' di anni, ma la tecnica è la tecnica. È chiaro che cambiano i programmi, la modalità con cui quella tecnica viene applicata ai diversi programmi, ma non cambia, questa situazione non cambia semplicemente perché passano gli anni, ma perché anche oggi la stessa tecnica trova modalità di declinazione completamente diverse da programma a programma. Quella guida quindi la potete benissimo scaricare, la trovate in rete, basta chiedere a Mr. Google oppure a qualsiasi altro motore di ricerca, ormai quello è sostanzialmente, Project Cycle Management European Guideline 2004, e dovreste individuarla e recuperarla. Chiaramente è una guida in inglese. Partiamo a leggere un attimo queste 2 definizioni e poi vi dico perché, farò un ulteriore ragionamento sul perché di questa lettura iniziale. Quindi la prima definizione fatta da Archibald la troviamo nei suoi manuali di project management, e lui ci dice che un progetto è un processo complesso, unico, con una durata fissa e prestabilita, e predefiniti obiettivi o obiettivo attraverso un processo continuo fatto di controllo di risorse all'interno di una serie di vincoli di costi, tempi e qualità.
qua vedete sono 5 righe, ma se noi la estendiamo in un testo, alla fine in 2 righe e mezzo questo signore è riuscito a dare una definizione di progetto molto ben articolata e allo stesso tempo molto concisa. E la seconda definizione ci parla di un progetto come una serie di attività che puntano a raggiungere un chiaro e specificato, una serie di chiari e specificati obiettivi all'interno. Anche in questo caso si parla di vincoli, sostanzialmente time period e budget, quindi costi. Poi in questa definizione troviamo aggiunti una frase in cui si specifica che il progetto deve aver chiaramente identificato gli stakeholder, incluso i target group primari e i beneficiari finali dell'agire del progetto, analizzati, conosciuti e tenuti sempre come punto di riferimento. Un progetto deve chiarire l'operational management, le tecniche di gestione che quel progetto poi utilizzerà nel caso in cui venisse finanziato e quindi dovesse essere poi implementato, un sistema di monitoraggio, di valutazione, di analisi degli impatti e chiaramente un appropriato livello di analisi economico-finanziaria capace di indicare che i benefici sono maggiori dei costi. Ora, le due definizioni nella sostanza non differiscono. Se voi andate avanti a leggere il testo di Archibald, anche lì si trova ben chiaro il concetto di stakeholder, il concetto di target group, il concetto di parti interessate. Gli stessi concetti poi li troviamo all'interno anche di quelle che sono le linee guida per la gestione dei processi per la qualità, quelle che derivano dall'ISO 9001, per intenderci. Quindi tutto quello che è tecnica di pianificazione, programmazione e poi coordinamento scusate, e monitoraggio di un progetto, tutto questo ha a che fare con delle metodologie ben precise che nascono dove? Nell'ambito della disciplina che negli anni 50 è stata messa a punto e si chiama per l'appunto project management. Poi si è evoluta anche questa stessa disciplina, ha avuto tutta una serie di ulteriori declinazioni verso l'agile management, verso il design management ultimamente, eccetera, eccetera. Comunque quello è l'ambito disciplinare dove troviamo le tecniche e le metodologie da applicare per sviluppare un ottimo progetto. Quindi, come dire, quelle sono le tecniche che ci interessano per sviluppare un progetto europeo che deve necessariamente essere un ottimo progetto, poi deve essere in grado di superare quel gap di cui parlavamo la volta scorsa. Se un progetto è fatto per apportare un cambiamento, se il progetto è fatto in ambito aziendale, di un'organizzazione, eccetera, allora si punta a portare un cambiamento all'interno dell'organizzazione o nel contesto esterno di quell'organizzazione. Si rivolge alle parti interessate, ai target group di quel settore, di quel contesto, eccetera. La stessa cosa per i progetti europei. È chiaro che cambiano contesti, cambiano riferimenti, cambiano politiche. Di questo abbiamo parlato la volta precedente. Mi piace sempre partire con queste due definizioni perché, come dire, se le due definizioni di fatto non differiscono, ricordiamoci dove sta quel gap da superare quando dall'ottimo progetto vogliamo fare un progetto europeo, un progetto che abbia una buona probabilità e chance di essere finanziato e quindi poter partecipare al bando. Ciò detto, quindi oggi parliamo di un po' di queste tecniche. Ora, io quando ho iniziato non esistevano corsi di europrogettazione, o meglio, cominciavano ad esistere proprio all'interno del centro di cui parlava anche Giampaolo la settimana scorsa? Sì. Ma erano un po' gli inizi, era lì che stava nascendo questa modalità di insegnamento, di trasferimento di conoscenze e competenze. Quindi io quando ho iniziato di fatto non avevo avuto modo di frequentare alcun corso, però avevo fatto una cosa che mi ha dato la possibilità, le tecniche, le capacità, le conoscenze per fare un ottimo progetto. Poi che cosa fosse un bando europeo, cosa fosse, eccetera, piano piano
leggendo il bando, leggendo tutto quello che è il corpus non disciplinare, il corpus metodologico, o comunque le linee guida allegate al bando, entrando bene nel bando, ho capito che quella tecnica era perfetta per essere applicata lì, a patto che venissero rispettate ulteriori condizioni. Quindi mi sono concentrata su quelle ulteriori condizioni perché io questa tecnica, dopo l'università, ho fatto un master, quei master che si facevano una volta di 9 mesi, 8 ore al giorno, con tanto di stage aziendale, quindi un anno intero di project management. Quindi io parlerò 3 ore di una cosa che ho fatto in tanti mesi. È chiaro che poi dopo non è che c'era solo project management in quel master, c'erano tante altre anche altri input, eccetera. Chiaramente io l'avevo fatto dove? Applicato a quello che era il mio settore. Vi dicevo l'altra volta, io sono architetto, quindi esco dall'università con l'idea di fare il mestiere per cui, la professione per cui avevo studiato, quindi faccio questo master con quell'idea. Poi per caso incontro i progetti europei, mi trovo a collaborare all'epoca in 3 interreg contemporaneamente che si occupavano di territorio, di ambiente, di architettura, turismo, eccetera, e quindi incrocio questo mondo. Da questo incrocio poi nasce la mia attività professionale vera e propria, cioè quella tecnica presa, all'inizio la usavo nei cantieri, nel project management di cantiere, presa e portata in un altro contesto. Ora la prendiamo, ne parliamo un attimo e poi appunto bisogna capire come portarla nei contesti diversi dei vari programmi. Project Cycle Management, termine che penso sia già abbastanza noto ai più di voi, no? Ciclo di vita di un progetto, diremmo in italiano. Guardiamolo un attimo, rappresentato nella figura, nel grafico di lato, indipendentemente da dove parto. Se siamo all'anno 0, chiaramente partiamo da programming, ma se siamo in questo momento, per esempio, e guardassimo questo ciclo non tanto come ciclo di vita di un progetto, ma ciclo di vita di un programma, noi dove saremmo? Saremmo in chiusura di implementazione di quel programma con le attività di monitoraggio avviate e alcune attività di valutazione sui progetti già chiusi all'interno del processo di implementazione. E i programmi in questo momento stanno uscendo con le nuove draft, le nuove ipotesi, no? Che devono essere presentati e approvati appunto all'inizio del prossimo periodo di programmazione che inizierà nel 2021. Per cui i programmi sono già in una fase, sono ancora in fase di implementazione, però siccome i programmi vengono implementati per il tramite dei progetti e alcuni dei progetti sono già chiusi, sui progetti già chiusi i programmi hanno già avviato iniziative di monitoraggio e di valutazione soprattutto, cioè valutazione dei risultati ottenuti per il tramite di quei progetti. Da questa analisi, monitoraggio dei progetti in corso e valutazione dei risultati conseguiti con i progetti finanziati, il programma cosa sta avviando? Sta ragionando in termini di nuova programmazione. Quindi questo ciclo di vita del progetto, Project Cycle Management, potrebbe chiaramente applicato anche al Program Cycle Management, quindi il ciclo di vita di un programma. Visto con l'ottica del progetto, un progetto nasce da una fase all'interno di un'organizzazione dove si stabiliscono degli obiettivi strategici, quindi una fase di programmazione, di sviluppo, eccetera, e coerentemente con la programmazione dell'organizzazione un progetto nasce per raggiungere gli obiettivi strategici definiti nella programmazione. Questo se separiamo project da program, ma nel momento in cui noi lavoriamo nel contesto della programmazione europea va da sé che il programming non è soltanto la fase che fa l'organizzazione dell'azienda, ma deve incrociare necessariamente il programma di riferimento. Quindi io acquisisco il programma, faccio un benchmark, una verifica, un confronto con quello che sono gli obiettivi strategici, programmatici dell'organizzazione, del soggetto, dell'ente che poi intende sviluppare un progetto
e poi do vita a un progetto vero e proprio, alla fase di progettazione, che si scandisce in diverse fasi. Non è che da lì faccio il progetto ha delle fasi ben precise. Ma non ci stiamo inventando nulla di nuovo, basta pensare anche alla stessa normativa, quella della progettazione delle opere pubbliche, dove la normativa stessa ci dice che c'è una fase una volta si chiamava progettazione preliminare, adesso si chiama studio di fattibilità, poi c'è una seconda fase di progettazione definitiva, una terza fase di progettazione esecutiva, cioè il progetto definitivo viene reso cantierabile, ok? E poi si va in cantiere, quindi in implementazione. Queste tre fasi che per un edificio, un'infrastruttura, un'opera, più tipicamente da quello che è il mio settore di origine, quindi l'architettura, l'ingegneria, eccetera, questa stessa scaletta esiste e la si affronta quando si fa qualsiasi progetto, e quindi anche un progetto europeo. Necessariamente si parte da un'idea che diventa concept, e questo concept, questa è la fase di fattibilità. Sono nella fase di cui già parlavamo la volta scorsa, cioè leggo il bando, comincio a farmi una serie di domande per verificare se quell'idea, una volta che prende un po' più sostanza e quindi diventa un concept, sta per diventare un concept progettuale, ben si coniuga con gli obiettivi strategici del programma, dell'organizzazione, è coerente con il cambiamento atteso nel settore, nel contesto di riferimento, eccetera. E quindi la prima fase anche di una progettazione europea è quella di prefattibilità, di fattibilità e di sviluppo di concept. Cosa avviene in questa fase? Si verifica la coerenza dell'idea con la call for proposal o col programma, nel momento in cui, se la call non è ancora uscita, si procede allo studio, le cose che abbiamo detto la volta scorsa, allo studio delle politiche, dello stato dell'arte, quindi tutti i tentativi precedenti fatti per affrontare il problema simile, l'analisi dei bisogni di chi? Dei target, dei destinatari, dei beneficiari finali del nostro agire, perché stiamo ragionando in termini di progettazione europea. E si possono usare alcuni tool, alcuni strumenti. Ve ne farò vedere uno che ho messo a punto io in tutti questi anni. Siete assolutamente liberi di usarlo, anche perché non è nulla di trascendentale. Lì c'è scritto C, ma in realtà è solo per dire me lo sono inventato lavorando, lo trovo utile e quindi sono ben felice di trasferirlo quando faccio queste iniziative, questi corsi. Quindi, verificata la coerenza, usate una serie di tool, di strumenti per procedere, si verifica ulteriormente la fattibilità in termini di eleggibilità, tempi, criteri, eccetera. Quindi tutto quello di cui abbiamo già parlato la volta scorsa. E poi si sviluppa il concept. Il concept che ci serve a cosa? Chiaramente a focalizzare ulteriormente, a chiarire meglio l'idea che diventa progetto e poi ci serve una cosa fondamentale, a costruire il partenariato. Se non ho già un partenariato con cui sto lavorando e condividendo il processo dall'idea al concept progettuale, il concept è il primo documento che esce dal gruppo di lavoro di base per andare a trovare, intercettare, iniziare un dialogo con i partner, potenziali partner che poi diventano partner, e quindi diventa uno strumento fondamentale anche per la ricerca partner. Qua si chiude sostanzialmente la prima fase, che se noi la volessimo posizionare qui, coincide con l'idea dell'identificazione. Sto identificando il progetto. Il Project Cycle Management passa dall'identificazione alla formulazione. Formulazione si intende l'application form, quindi la formulazione del documento finale. Quello di cui noi parliamo oggi invece è quello che ci sta da qua a qua, perché io non passo da un concept alla scrittura dell'application form, mai e poi mai, indipendentemente da quello che è il bando, altrimenti fallisco. Non rispetto i tempi, non sono in grado di sviluppare un progetto che sia in grado di tenere la sua logica interna e il legame tra la sua logica interna e la logica del programma. Un progetto che rischia di essere incoerente
rispetto a attività assegnate a un partner, budget attribuito, tempi, e quindi un progetto che non è più un ottimo progetto. Quindi qua in mezzo c'è qualcosa. E questo qualcosa design management lo chiamo io, poi dopo. Ora, design management è una disciplina che si sta insomma, mettendo sempre più in luce in questi ultimi anni. La si potrebbe intendere o come il project management applicato a quello che è l'industria creativa, laddove l'industria del design, l'industria creativa culturale, eccetera, oppure viceversa l'approccio del designer, quindi un approccio creativo, all'attività di project management, o ancora l'insieme delle due quando il progetto è all'interno del contesto dell'industria creativa. Quindi in questa situazione intendiamo il concetto di design management non come il project management applicato all'industria culturale e creativa, ma come l'approccio mentale, culturale e di progettazione di un designer può migliorare le tecniche di project management prima di arrivare alla formulazione finale di un progetto, cioè alla sua resa, quello che in un'opera pubblica sarebbe la progettazione esecutiva, cioè la sua cantierabilità. E la cantierabilità in un progetto europeo è l'application form. Anzi, non è proprio così, perché poi c'è un ulteriore passaggio, ma se ne dovrebbe parlare nella cosiddetta scuola di gestione dei progetti europei. Quindi noi ci fermiamo qui. Ed è proprio di questo che parlerei oggi, del design, di design management, cioè di come il project management può beneficiare di un approccio anche più creativo, più designer, eccetera. Chiaramente in 3 ore non riusciamo a fare tutto, quindi vi darò degli spunti e poi sarete voi a andare a cercare, a esplorare input materiali e capire come mixarli. Quindi l'attività di disegno del progetto utilizza gli strumenti del project management, qua vedete delle sigle WBS, OBS, CBS, Gantt, eccetera, e Logical Framework. Ma la modalità con cui le uso può essere diversa. Questa la trova il progettista man mano che affronta quel progetto. E io non ho fatto mai un progetto senza disegnare una VBS, ma non ho mai usato lo stesso approccio alla WBS, perché si dovrebbe dire in inglese, a quella roba di VBS di cui parliamo dopo. Quindi non ho mai fatto un progetto in tutti questi anni senza prima costruire la VBS, così come non ho mai fatto una VBS usando lo stesso approccio, perché non esiste la VBS giusta o sbagliata in un processo come quello dei progetti europei. Ci può essere una VBS metodologica in un cantiere perché scavi interri, fondazioni, cioè quelli sono i pezzi da tenere sotto controllo. Ok. Quindi fase 1, fase preliminare, fase di fattibilità e di sviluppo di un concept. Fase 2, tra la 1 e la 2 c'è la costruzione del partenariato. Fase 2, grande macro fase 2, la fase più importante, quella che richiede più tempo, è la fase di progettazione definitiva, quando vado a definire all'interno del concept condiviso con i partner, vado a definire il ruolo dei partner, chi fa che cosa, come, dove, quando, con quali risorse, con quali mezzi, in quali tempi, eccetera. Una volta che ho definito questa logica interna del progetto, che dicevo la logica interna del progetto deve essere legata alla logica del programma per superare il gap di cui sopra, ma una volta fatto questo, solo dopo vado a scrivere l'application form. È chiaro però che per riuscire a utilizzare quegli strumenti nel modo corretto, io l'application form, quando è disponibile, la devo guardare fin da subito. Cioè una delle prime cose che faccio, una volta letto il bando, una volta fatte le prime verifiche di fattibilità, di check, eccetera, cosa faccio?
scarico l'application form, cioè vado a visualizzare quello che deve essere il mio prodotto finale. Cioè io voglio, ma dovessi anche disegnare fare il design, no, di un prodotto, di una nuova sedia, di una nuova casa, io disegno, visualizzo e poi mi chiedo, e ora come, dove, quando, materiali, forniture, risorse, costi, mezzi, eccetera. Visualizzare che cosa? È chiaro che quando visualizzo lo devo fare anche tenendo a mente che non posso pensare di fare l'universo mondo, ma devo farlo già all'interno di alcuni vincoli, e alcuni di questi vincoli li conosco già, perché nella fase di fattibilità ho verificato eventuali situazioni di eleggibilità in termini di luoghi, aree geografiche, contesti, situazioni politiche e anche a volte di budget, perché a volte sono le stesse call che ci limitano, ci dicono progetti che non hanno un valore complessivo oltre a. E quindi è chiaro che se io questo lo so fin da subito, quando sviluppo un concept non posso pensare di fare un concept che sfori quel macro vincolo di budget. Okay, quindi è un processo, sì è vero, ci sono cose che si fanno all'inizio e alcune cose che si fanno alla fine, però quelle che in una logica, cioè la stima dei costi la faccio alla fine, sì, quella analitica, ma la stima dei costi sommari la faccio all'inizio e quella mi guida nelle scelte, perché se io ho un progetto che complessivamente può costare 300.000 euro, beh certo non posso comprare un sottomarino, perché anche se è un super prototipo che mi fa il monitoraggio, questo non lo dico a caso perché mi raccontava un collega l'altro giorno che con un live hanno finanziato un progetto di monitoraggio dei fondali, delle zone, delle aree di pesca, adesso non ricordo esattamente il progetto, però insomma, mi raccontava questa cosa, che in quel progetto hanno finanziato anche l'acquisto, ma non solo l'acquisto, la realizzazione di questo sottomarino sperimentale, eccetera, eccetera, che ha un costo elevatissimo. Prototipo, applicazione scientifica sperimentale, eccetera, quindi è stato finanziato. Però quella cosa lì era fattibile in quel programma, in quel bando, perché c'era la possibilità di applicare per un budget X, se no non se la sarebbero mai immaginata, no? Ecco, quindi nel disegnare il progetto in fase definitiva, io comunque lo devo disegnare nell'ambito di una serie di vincoli al contorno. Alcuni di questi li conosco già. Alcuni mi sono dati, alcuni me li sono fissati. Il macro vincolo chiaramente è quello del budget, che è quello che ci dice, ok, non fare voli pindarici, stai su cose fattibili. Ecco, quindi il project management, con questa accezione di design management, ci aiuta a tenere sotto controllo questo processo che dall'idea ci porta al progetto e dal progetto ci porta all'application form, non dall'idea all'application form. E adesso? Ok, fase preliminare, entriamoci un attimino veloci dentro. Aspettate un attimo, ok, no, vi parlavo di diciamo prima questa, quindi in questa fase preliminare faccio il check rispetto a tutte le questioni di cui abbiamo già parlato la volta precedente, quindi mi faccio una serie di domande, mi chiedo se la tematica è coerente col programma, mi chiedo se gli obiettivi del progetto sono rilevanti per il programma e le politiche, mi chiedo se le azioni che pensiamo di realizzare rientrano tra quelle ammissibili e mi chiedo se siamo in grado di costruire un partenariato eleggibile e capace di apportare valore aggiunto al progetto nei tempi che ho a disposizione per costruire quel partenariato e scrivere e definire e formulare il progetto. Mi chiedo se sono in grado di sostenere il cofinanziamento laddove questo sia previsto e non solo se mi sono in grado di sostenere il cofinanziamento, ma anche se sono in grado di sostenere eventuali anticipazioni di cassa sul finanziamento che mi dovesse arrivare a rimborso. Io, non solo io, anche i partner, quindi pongo queste domande, prima la mia organizzazione, man mano che intercetto i partner comincio a verificare queste situazioni anche con loro. Poi chiaramente la domanda topica è: sono in grado di rispettare la scadenza del bando, cioè da adesso alla scadenza, cosa, un mese?
Ok, ci lavoro quanto al giorno? 16 ore al giorno, ok, ce la faccio. Ok? Se no, magari poi uno può anche dire, ok, vabbè, dai, minimo sforzo, magari massimo risultato, e se no, pazienza. È un'altra scelta. E voglio dire, siamo sotto data, decidiamo comunque di intraprendere il percorso, sapendo che già in questa situazione stiamo abbassando notevolmente la nostra percentuale di successo, però possiamo anche benissimo dire, ok, non ci abbiamo investito 6 mesi di progettazione, quindi dobbiamo arrivare al progetto che, come dire, come minimo prende un punteggio che sta dagli 80 in su perché siamo stati in grado di, e quindi ha una buona probabilità di. Ma ci troviamo sotto data, ci piace l'idea, abbiamo già un partenariato, possiamo farlo? Beh sì, si può fare, tutto è fattibile, però nella consapevolezza che. Allora a quel punto davvero uno dice, ok, magari ci investo poco, come dire, ci proviamo. Ecco, in questa situazione la percentuale di successo è bassissima. A me è capitato forse 1 o 2 volte in 20 anni di fare una cosa del genere e di centrare il finanziamento, ok? Però tutte le altre volte che ho tentato situazioni di questo tipo si vedono, si perdono i pezzi, si perde la fila. Quindi la scadenza porta con sé tutta una serie di ulteriori ragionamenti. E poi c'è un altro passaggio chiave che è quello degli stakeholders. Allora, se abbiamo detto che un progetto nasce per portare un cambiamento, questo cambiamento deve avvenire in un contesto, in una situazione organizzativa e il contesto esterno, il contesto delle politiche, del settore di riferimento e quant'altro. Beh, in quel contesto, in quel settore, non ci sta solo il soggetto partner del progetto, ma ci stanno anche tutti i cosiddetti stakeholder, portatori di interesse, oppure gli operatori del settore specifico, anche il singolo. E quindi la domanda è, ma siamo in grado di coinvolgerli fin dalla fase di progettazione, non tutti, ma i rilevanti? Siamo in grado di individuare quali sono gli stakeholder rilevanti per questo progetto e cominciare un dialogo con loro fin dalle fasi progettuali? Ora, esistono progetti, onestamente anche scritti da me, che non hanno minimamente dialogato con gli stakeholder in fase di progettazione e poi sono andati benissimo in fase di gestione e sviluppo. Però altre situazioni in cui non averli coinvolti, intervistati, intercettati in fase di progettazione ha rappresentato un gap sia nella formulazione più precisa del progetto, cioè io immagino, perché ho dei dati, degli studi, delle ricerche, che ci sia quel problema, vado ad approfondire, raccolgo ulteriori dati, ho delle evidenze oggettive scientifiche che mi rappresentano quella situazione problematica, vado a vedere lo stato dell'arte, i progetti precedentemente finanziati e mi accorgo che, insomma, che può esistere un progetto in quel contesto. Uno di questi casi ve lo racconterò la settimana prossima, perché in quel caso abbiamo parlato poco con gli stakeholder, in realtà. Però era talmente forte l'idea, talmente innovativa, che il progetto è passato, e non solo, da quel progetto poi la Commissione europea ha fatto 2 se non 3 call per progetti pilota in quello specifico tema. Cioè, dall'anno dopo, sulla base di quel progetto, sono nate delle call, delle pilot call. Va bene, ciò detto, il coinvolgimento degli stakeholder mi serve a inquadrare meglio il problema, perché i dati raccontano una storia, ma il dialogo con le persone e con i soggetti che vivono quotidianamente la situazione può migliorare il quadro conoscitivo di base da porre alla base del progetto e quindi migliorarne la sua definizione, ottimizzare quelli che avevo inizialmente abbozzato come obiettivi nel concept e man mano che procedo migliorarli. Okay? Quindi è importante coinvolgerli sia in una prospettiva futura, come dire, è meglio farli salire in barca fin da subito, perché se poi il progetto prevede delle attività di coinvolgimento degli stakeholder o dei target, se prevede i tavoli di partecipazione, attività, meglio
anticipare fin da queste fasi quello che può essere uno dei rischi principali del progetto, cioè che a questi tavoli non vengano. Ok? Quindi comincio a farmi queste domande e la mia idea, se rimane fuori dalla coerenza con programma e tutto quello che sta sopra, beh, è una bellissima idea che magari può essere realizzata con altri meccanismi, altre modalità, eccetera. Solo quell'idea che riesce a collocarsi all'interno ha senso portarla avanti. Quindi faccio il check, ok, mi do, come dire, un 80% di risposte positive sul 100% delle domande che mi faccio e lì, se supero l'80%, dico ok, ha senso andare avanti, se invece rimango sotto, qualche altra domanda, insomma, forse è il caso di porsela. Fatto questo check, quindi sull'idea che sta diventando concept, anzi, nel fare questo, cosa ho fatto? Ho letto il bando, studiato le politiche, cercato progetti finanziati in precedenza, trovato studi, ricerche, raccolto dati, intervistato persone. Quanto materiale ho consultato? Tantissimo. A volte me lo sono scaricato, a volte mi sono fatta mi faccio file con i link, eccetera. Fatto sta che cosa succedeva molto spesso? Che man mano che consultavo il materiale, magari usavo l'evidenziatore perché scaricavo il PDF, evidenziatore, eccetera, però poi da quello studio iniziale al concept, ma soprattutto a quella che è poi la fase finale di formulazione, dove tutte quelle cose che ho studiato e letto le devo richiamare, passa tempo. E cosa mi sono resa conto in questi anni? Che poi perdevo un sacco di tempo ad andare a ripescare i materiali che mi servivano per la fase di formulazione. Ripeto, dall'identificazione alla formulazione c'è la fase di progettazione definitiva, nella quale tutto quello studio che ci ha fatto dire ok, si va avanti, viene un po' messo da parte, perché ci si concentra sul chi fa che cosa, come, dove, quando. Ma poi quando vado in fase di formulazione finale, dove l'application form, oltre a chiedermi chi fa che cosa, come, dove, quando, vuole sapere perché è rilevante, perché è coerente, perché porta valore aggiunto, perché è innovativo, eccetera. Beh, io a questi perché nell'application form devo dare risposta, ma queste domande io me le ero poste all'inizio. E quindi da qualche parte le risposte le ho, perché sennò non avrei deciso di andare avanti. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato a dire ok, come faccio a tenere sotto controllo questo processo e a non perdere tempo a rifare tutta la ricerca. Ho iniziato facendo il file dei link, ho iniziato estrapolandomi i testi, copiando e incollando, ma poi alla fine non mi ricordavo più dove l'avevo preso, come l'avevo inteso, per quale motivo quel documento era fondamentale nello scrivere il progetto in un determinato ambito, eccetera. E quindi mi sono dotata di uno strumento, ripeto, strumentino basic, e qua, come dire, c'è l'approccio di design management, perché cosa ho fatto? Avete mai sentito parlare del Business Development Canvas? Quella roba a 9 blocchi che fanno le aziende per visualizzare, per fare una prefattibilità prima di fare un business plan? Beh, insomma, è una tecnica che è stata messa a punto in ambito aziendale, che permette alle aziende di visualizzare un business plan prima ancora di spendere tempo alla stesura di un business plan che è un documentone. Quindi è come dire una verifica preliminare, un check preliminare che fanno, ed è stato formalizzato. Adesso ci sono un sacco di corsi su questa metodologia, che è una metodologia assolutamente aperta, quindi chi l'ha messa a punto è un open resource, e ho detto ma questa cosa che di fatto fanno le aziende, che alla fine Canvas è un foglio bianco, e quindi come dire, come superare il panico da foglio bianco in qualche modo, e li guida nel sostanzialmente sistematizzare le varie informazioni che piano piano vanno a raccogliere per sostenere la loro idea di business. Ho detto, ma questa cosa può essermi utile come approccio, come strumento. Ho detto, boh, forse sì, proviamo, vediamo. Allora ho preso un
un foglio bianco, l'ho diviso in questo caso in 10 blocchi, non in 9 blocchi, dove sostanzialmente i 9 blocchi blu sono quelli del check iniziale che poi io devo recuperare alla fine. Poi non è che lo uso sempre così, ogni tanto metto il contesto da una parte, cioè inverto l'ordine, a volte cambio i titoli di questi blocchi, perché? Perché ho application form diverse, quindi scarico l'application, guardo cosa vogliono, i titoli chiave dell'application form diventano i titoli dei blocchi. Man mano che studio, che scarico documenti, che li salvo nel mio archivio, che li sottolineo, eccetera, me li appunto in un Excel usando un collegamento ipertestuale. Banale, se volete. Per cui io quando vado alla fine di tutto il processo, che adesso vedremo, a dire ok, ma quando avevo risposto in fase di check preliminare, il progetto è rilevante non solo per il programma, perché quello comunque ce l'ho sempre sotto mano, ma anche per le politiche di settore. Quali politiche, quali resolution, quali communication avevo letto e in quali parti, perché poi a volte appunto sono documenti più o meno lunghi, eccetera. Quale parte della strategia 2020 era rilevante per questo progetto e ha senso richiamarla virgolette nella scrittura? Per cui salvavo il documento, evidenziavo e poi in questo tool, che vedete è diverso da questo, ma questo è uno reale che ho fatto, mi sono messa i punti chiave, adesso non si vede, ma mi sembra che qua ci sia scritto relevance col programma, e sotto ho riportato le politiche, il titolo del documento o delle parole chiave che mi faceva ricordare cos'era quel documento, studi, ricerche, eccetera. Ma cliccando lì su quella cella mi si apre il documento che ho salvato. Banale, voglio dire, niente di che. Però questa cosa che io passo tranquillamente a chiunque, anzi magari se qualcuno poi la usa e mi fa sapere come l'ha migliorata, sarebbe carino far crescere la community della progettazione in questo senso. Ecco, mi torna molto utile. Quindi è un modo di sistematizzare un approccio alla progettazione che è fondamentale perché è quello legato al gap. Nella parte centrale invece c'è quella che potrebbe essere la prima colonna del quadro logico che vediamo dopo o la sintesi della VBS, quindi la catena logica del progetto che ci racconta come l'obiettivo generale coincida con l'obiettivo generale del programma e come gli obiettivi specifici che stanno sotto siano coerenti con questo e come gli output prodotti abbiano senso rispetto a tutto quello che sta sopra, eccetera. Non sempre chiaramente in questa formulazione si riesce ad arrivare a livello di attività, anzi ultimamente questa parte qua dentro non c'è mai, c'è soltanto obiettivo generale, obiettivi specifici e output principali, no? Deliverable, report, analisi, studio, eccetera, ma output, pezzi grossi rilevanti del progetto. Okay? Quindi io in fase di progettazione preliminare mi aiuto con questo strumento, ma semplicemente perché mi sistematizza tutto il lavoro che sto facendo. Poi elaboro un form, un concept form, e questo abbiamo detto che molto spesso lo si elabora per cercare i partner. Quindi la questione è: che informazioni devo dare ai partner? Vi ricordate la volta scorsa vi ho fatto vedere un form sulla analisi e mappatura del programma? Beh, una parte di quelle cose lì le prendo e gliele comunico al partner. Quindi tutto quello che è legato a tempi, eleggibilità, obiettivi generali del programma, glielo devo dire. Stiamo realizzando un progetto in questo bando, con questa scadenza, con questi criteri di eleggibilità e con questo, e rispetto a questo obiettivo strategico del bando. Quindi generalità rispetto al bando. Qui vedete due esempi. Questo è
sono i punti che io di solito utilizzo. Questo è un concept estrapolato da una linea guida, adesso non ricordo quale, magari devo mettere la fonte la prossima volta. Va bene, quindi cosa gli dico? Programma, bando, titolo del progetto se l'ho già definito o un titolo, lo scrivo titolo provvisorio, l'acronimo se ce l'ho già, se c'è già il lead partner, se siamo noi che scriviamo chi siamo, se abbiamo già individuato dei partner, quindi partners already in, che abbiamo già individuato, già scelto e che hanno magari già lavorato con noi per n motivi. E poi tutto quello che è la durata del progetto, la data di submission, la rata di cofinanziamento, la dimensione più o meno che ci siamo fatti sul grant da richiedere o forse meglio il budget stimato. Quindi come dire, budget del progetto di cui richiesto, e questo di cui richiesto corrisponde al rate of co-financing, cioè se finanziano l'80%, il grant richiesto è l'80% del budget stimato. Quindi già in questa fase sto facendo un'operazione di budgetizzazione preliminare, analisi dei costi preliminare. La faccio nel rispetto dei criteri di eleggibilità del programma, poi la vado ad affinare, aggiustare, eccetera. Poi cosa gli dico? Comincio a dargli le informazioni del progetto, quindi che obiettivi ci stiamo ponendo, quali sono i principali output e 2 o 3 indicazioni dal punto di vista metodologico e sulle attività che vogliamo mettere in campo. Questo è fondamentale perché loro possono vedere se sono in grado di fare quelle attività, se questa cosa è fattibile sotto il profilo delle conoscenze e delle competenze. Attenzione però. Poi chiudo il form dicendo che partner stiamo cercando, che tipologia di partner, dove hanno sede, che senso, business support organization, un'azienda che opera nel settore X, l'istituto, l'associazione culturale, il teatro, non so, situazioni X, quindi che tipologia di partner sto cercando e poi gli do una scadenza per esprimere la manifestazione di interesse. I contatti a cui possono rivolgersi. Dicevo, attenzione però, il primo concept form che mando via è molto 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 sintetico, cioè vado a condividere il contesto del progetto, gli obiettivi generali e strategici, ma non do tanti ulteriori elementi qua sotto, li aggiungerò, qua darò qualche indicazione sulla metodologia, ma sulle attività in questa fase, nella prima condivisione non metto tanto. Sai mai che magari sto scrivendo a qualcuno che sta già facendo un progetto in quel bando e dice ah che bello, quindi attenzione, no, o si sa chi si iscrive o comunque si manda via. È chiaro che devono capire cos'è, cosa vogliamo fare, ma non necessariamente gli dobbiamo dire, anche perché probabilmente non lo sappiamo neanche noi ancora, cosa faremo. Quindi in una prima fase le macro informazioni, obiettivi, risultati attesi, output principali del progetto, 3, 4, 5, no, tanti di più. E vediamo cosa ci rispondono. Come risposta, oltre alla letterina, siamo interessati, firma, scansione, eccetera, gli chiediamo anche di compilare un form. Ok? Partner Identification Form, lo chiamiamo. E cosa gli chiediamo? Vabbè, tutti i dati amministrativi. Quindi il loro PIC, il loro legal name per intero in italiano nella lingua nazionale piuttosto che nella lingua che in inglese, partita IVA, indirizzo, tutto quello che è informazioni standard amministrative di riferimento, identificative. Poi vogliamo conoscerli meglio se non li conosciamo già. Quindi, caro partner, se sei davvero interessato, dici cosa hai fatto in questo settore nel passato, quali progetti hai fatto, questo ci aiuta a identificare i progetti passati. È chiaro che se trovo un partner che ha già fatto 3 progetti in quel settore, che sono vicini o possono rappresentare per me il punto di partenza, lo stato dell'arte da cui faccio un passo oltre, beh, quel partner comincia a essere interessante. Poi oltre a chiedergli cosa hai fatto, cioè cosa fa la tua organizzazione in generale, cosa ha fatto in questo settore specifico e se ha fatto progetti in passato. Se questi progetti sono stati finanziati con fondi europei
con quale fondo, quale programma, eccetera. Poi azzardo a chiedergli anche: hai dei suggerimenti per il progetto? Azzardo perché la maggior parte delle volte arriva vuota, la prima risposta ti arriva vuota. Però insomma con le prime informazioni uno già comincia a setacciare e a filtrare i partner. E, beh, se hanno già, non so, la possibilità di indicarci una o due persone che pensano avere le conoscenze, le competenze, gli skill necessari a lavorare in quel settore, magari di segnalarcele con un brevissimo profilo di presentazione. Ecco, quindi oltre a dirgli, non dimmi solo sì che bello facciamo, ma dimmi anche perché lo vuoi fare, chi sei e perché vuoi farlo. E questo è importante perché ci permette di scegliere nella direzione giusta. Se poi un partner è molto collaborativo, un potenziale partner è collaborativo, vi risponde, eccetera, però poi voi dite no, questo non è rilevante nella geografia generale del mio progetto, nell'architettura generale del mio progetto e quindi è meglio tenerlo fuori, beh, dovete motivarglielo, dovete dirgli il perché e spiegare. In realtà cosa succede? Succede molto spesso che ti arriva la lettera di manifestazione di interesse e tutto il resto bianco. Oppure ti arrivano poche risposte. Allora cosa faccio? A quei pochi che rispondono dico: cari signori, sono arrivate talmente tante manifestazioni di interesse che o mi date le informazioni che vi chiedo, se hanno mandato una manifestazione di interesse senza compilare la parte di contenuto che mi serve, e gli scrivo: abbiamo ricevuto talmente tante manifestazioni di interesse che se non ci date un feedback non possiamo certo tenere in considerazione la vostra semplice ci piace l'idea, dichiarazione di ci piace l'idea. No. E quindi insomma costruisco il partenariato. L'altro form che è estrapolato da un manualetto di progettazione europea, non quello che dicevo all'inizio, un altro, di fatto ci porta anche in questo caso alle generalità del bando, alcune informazioni rispetto alla relevance dell'idea e la logica, quindi obiettivi generali, risultati attesi e output. Qua hanno addirittura già aggiunto in questo concept alcune indicazioni rispetto a indicatori impatto che secondo me in questa prima fase iniziale, a parte non siamo in grado di esprimere nel dettaglio, ma che forse non è neanche così rilevante per i partner. È chiaro che se un progetto prevede di impattare, di coinvolgere 500 partecipanti esterni, man mano che vado avanti con la progettazione devo dire ai partner: ok, sei in grado di coinvolgere 100 soggetti destinatari finali che hanno queste caratteristiche? Quindi man mano che si va avanti l'interazione aumenta, le domande, i quesiti che si fanno ai partner aumentano. Altro consiglio dalla mia esperienza, ma prendetela soltanto come feedback della mia esperienza, non è detto che sia la cosa migliore, c'è chi fa esattamente il contrario di questo, si trova benissimo, quindi ci sono alcune mail che ha senso mandarle a tutti, dear all, ma quando voi ricevete una mail dear all, vabbè, per gli altri, la leggete? Tendiamo, no? Ma non è per me, è per tutti. Quindi il dear all ha il rischio di non avere il feedback che ci aspettiamo. La mail è inviata a tutto il partenariato per chiedere una cosa specifica al mio amico. Nome? Così parlo un po' di nomi. Daniele. Fantastico. Pausa. No, dicevo, la mail che mando con Dear All, ma in realtà sto chiedendo a lui di mandarmi la lettera firmata o un dato specifico che si era magari dimenticato oppure mi serve in più perché ha un ruolo rilevante nel progetto, ma devo mandare a tutti, no? Perché intaso la posta, poi adesso questo meccanismo della posta elettronica che si mettono una sotto l'altra, io divento matta, non so voi. State registrando ancora o si è saltato anche quello? Ok. E quindi evitiamo il via roll se non per le comunicazioni, quelle amministrative, burocratiche, eccetera. Anche se scrivo una mail a più persone, io preferisco scrivere dear
Daniele, dear Simona, dear Roberta, ok? Dear tutti quanti e quelli a cui sto scrivendo, e poi scrivo. Tu non mi dici aspetta che leggo, giusto? No. Questo è importante perché i tempi sono strettissimi, quindi se non intercettate subito l'interlocutore e avete il feedback immediato, in tutti i casi in cui la domanda è precisa e puntuale per un singolo partner, dimmi, sei in grado di coinvolgere 100 partecipanti in questo progetto? Tu, che non mi hai ancora risposto, lo chiedo a te, Dear Roberta, non lo chiedo a Dear, cos'è adesso mi ricordo il nome, Simona, ok? Se no lei si dà la posta e quando ho bisogno di lei non... Funziona? Ah, quello funziona. Cos'è che è saltato? Solo il video? Ah, ok. Forse il computer già riattivato, forse. No, perché il computer qua funziona. Sì, perché dovrebbe avere la batteria interna. Va bene, ma noi siamo bere un caffè? Dobbiamo bere un caffè, in che sistema? Va bene. Quindi la fase preliminare sostanzialmente si chiude qui nel momento in cui milestone della progettazione. Prima semi-milestone è il concept, dove si dice ok, si va avanti. Seconda milestone, molto più importante, la milestone è un punto chiave in cui si prendono le decisioni in un processo articolato. Il progetto è un processo, ok? La seconda milestone qual è? Partenariato costruito. Quando sono arrivata a questo, passo alla definizione del progetto e quindi a usare gli strumenti per poter rispondere al chi fa che cosa e anche per riuscire a poi a inserire le informazioni nel posto giusto all'interno dell'application form, perché molto spesso ci chiedono le informazioni in un posto, in un altro, su, giù, eccetera, e quindi si rischia di diventare incoerenti nell'inserimento degli input. Va bene, avevamo comunque anticipato un caffè, io direi che possiamo anche seguire il nostro piano verso il caffè, così tornate belli carichi e vediamo questi strumenti che sono fondamentali allo sviluppo del processo. Ok? Allora, dicevamo, la fase di definizione è una fase centrale di tutto il processo, la più impegnativa dal punto di vista dei tempi dello sforzo che bisogna dedicarci. Chiaramente non ha senso affrontarla se la fase precedente ha dato un esito di check sulla fattibilità percentualmente basso. Quindi l'obiettivo di questa fase è quello di costruire, mettere a punto tutti quegli strumenti di progettazione utili poi alla compilazione di una parte specifica dell'application form. Allora, se abbiamo detto che la fase preliminare sta a fondamento, perché poi deve essere ulteriormente elaborata nella fase di formulazione finale, ma sta a fondamento di quella parte di application form dedicata ai paragrafi su relevance, added value, innovation, state of the art, eccetera, eccetera. Questa parte centrale del processo di progettazione sta a fondamento di quella parte dell'application form dove siamo chiamati a spiegare, a illustrare la logica del progetto, cioè come questo progetto si inserisce nella catena obiettivi strategici di programma, obiettivi di progetto, output e impatto su destinatari e contributo al programma, ma sta soprattutto a fondamento della elaborazione di quello che negli application form si chiama tendenzialmente si chiama work plan, cioè piano di lavoro. Chi fa che cosa, come, dove, quando, quindi sono appunto le domande che ci si pone a questo punto del processo di progettazione. Beh, tutti i progetti, abbiamo detto, nascono da un problema che si vuole risolvere, o meglio ancora da una situazione iniziale con un qualche cosa che necessita un cambiamento. Quindi un progetto nasce
in un contesto iniziale e a seguito della sua progettazione, implementazione e realizzazione, questo progetto è in grado alla fine di portare, di raggiungere, di produrre degli output, di raggiungere dei risultati, di portare un impatto sul contesto stesso e quindi di migliorare la situazione iniziale. Se è vero che l'altra volta parlavamo di innovation e stato dell'arte come quei progetti capaci di fare un passo oltre rispetto a tutto quello che è stato fatto in passato per migliorare una determinata situazione, è chiaro che un progetto con risorse limitate, tempi limitati, eccetera, è uno dei tanti mattoni che messi assieme costruiscono la casa programma che assieme agli altri programmi costruiscono la città Europa. Non so se questa immagine ci può aiutare a capire la dimensione del progetto rispetto al grande disegno di programmi e strategie europee. Però insomma questi progetti si devono inserire in questa grande catena con un approccio molto chiaro, specifico, chi fa che cosa, come, dove, quando, ma questo chi fa che cosa, come, dove, quando sta qua in fondo. Dov'è il mouse? Sta qua. A monte dobbiamo stabilire il legame tra l'obiettivo strategico del programma e l'obiettivo specifico del progetto, capire quali sono gli output principali che il progetto produrrà e come questi output sono in grado di produrre un impatto di lungo periodo sul contesto esterno o il contesto dell'organizzazione interessata, tale per cui la situazione iniziale diventa una situazione finale cambiata, migliorata, modificata rispetto agli obiettivi che ci si era posti. Okay? Quindi il legame tra obiettivo, output, impatto e situazione finale è il primo legame che dobbiamo chiarire e definire. Fatto questo, ci si deve chiedere qual è la strategia di intervento, cioè cosa dobbiamo fare, che attività dobbiamo mettere in campo per produrre questi output che poi sono capaci di produrre quel determinato impatto sul target, destinatario, eccetera, e quindi il risultato finale e migliorare la situazione. La questione quindi in fase di definizione del progetto, una volta chiariti gli obiettivi specifici e gli output, e non è una cosa scontata, perché anche solo riflettere su questo aspetto del progetto richiede tempo, discussione e rimessa in discussione di una cosa che magari dopo 3 giorni di pensiero ci sembra funzionare, dopo una settimana la si va molto spesso a rimettere in discussione, proprio perché man mano che si scende di livello ci si rende conto che si sta andando sforando rispetto ai vincoli iniziali del progetto, prevalentemente vincoli di mezzi, risorse e budget, e quindi bisogna ritornare indietro e ripensare anche gli stessi obiettivi. Quindi la progettazione anche a questo livello ha un approccio circolare, cioè stabilisco gli obiettivi, mi chiedo quali sono gli output da produrre e poi cosa devo fare per produrre quegli output. Se nel rispondere alla domanda cosa devo fare e mentre rispondo alla domanda cosa devo fare, devo anche chiedermi con che risorse, con che mezzi e quanto costa. Quindi nel rispondere a queste 4 domande finali, se ci si rende conto che si sta sforando dai limiti, dai vincoli, dai constraints iniziali del progetto, non solo devo ripensare le attività, i deliverable, ma probabilmente devo anche ritornare indietro e a tarare un po' più in basso gli obiettivi specifici del progetto, perché non posso fare macro dichiarazioni e poi fare attività che quel macro non lo raggiungono, perché deve essere il tutto collegato. Bene, una rappresentazione diversa di quello che vi ho appena raccontato, estrapolata da, dicevo prima, no? Tecniche di progettazione ce ne sono tante, vanno usate e declinate ai nostri fini. Questa rappresentazione qua è una rappresentazione estrapolata dai processi di gestione per la qualità ISO 9001, applicati nelle aziende ma esportabili nei contesti. PDCA, il ciclo PDCA, P sta per plan, D sta per do, C sta per check e ACT sta per azione di miglioramento. È un ciclo che le aziende sono certificate, sono chiamate a
studiare, analizzare, tenere sotto controllo e migliorare continuamente, ma è lo stesso che si usa anche in contesti di progetti specifici. Io pianifico il progetto, quindi preliminare, definizione e formulazione. Se viene finanziato, se trovo le risorse, i mezzi, lo metto in campo, lo implemento, nel mentre che lo sto realizzando, cioè durante l'implementazione cosa faccio? Verifiche, controlli, quelle che nella terminologia ISO 9001 chiamiamo verifiche, riesami del processo, verifica più costante, fatto non fatto, fatto secondo il piano, eccetera, eccetera. Il riesame invece è rispetto ai macro obiettivi, a che punto siamo. E quindi faccio dei check, dei controlli, del monitoraggio, ma anche il sistema di monitoraggio deve essere progettato, pianificato e pensato prima di essere realizzato. Quindi tra qui e qui c'è un legame, cioè nel piano, quality plan, nel nostro caso nell'application form, dobbiamo stabilire gli indicatori di monitoraggio, alcuni ce li dà il programma, alcuni li aggiungiamo noi. Poi quando andiamo in fase di implementazione, questo subisce un ulteriore upgrade, un'ulteriore formulazione di dettaglio e poi si va sul campo, si realizza, si fanno le attività, si producono i deliverable, eccetera, eccetera, e man mano che si fanno queste attività si applica, si realizza anche, quindi man mano che faccio le attività previste nel piano, metto in campo anche il piano di monitoraggio che avevo progettato e ora lo devo implementare. Quindi raccolgo dati, raccolgo informazioni, costruisco indicatori, controllo l'avanzamento. Gli indicatori sono sia di processo, ma anche di risultato, cioè di qualità, quindi non sono indicatori tipici dei progetti, di progetti, costi, indicatori finanziari, eccetera, eccetera, ma poi ci sono degli indicatori di contenuto e di impatto, cioè quanti partecipanti hai raggiunto e su quanti partecipanti sei riuscito a produrre il cambiamento atteso. Cioè noi facciamo un corso. Quante persone siamo in grado di attrarre? 150. Bene. Raggiunti? Sì. 30, 50. Ci diamo dei target iniziali. Bene, ma il vero motivo per cui noi facciamo un corso, qual è? È quello di trasferire conoscenze. Fine? No, è quello di migliorare gli skill, le capacità dei partecipanti, giusto? Ora, non è che voi uscite da qua oggi pomeriggio e siete in grado di fare tutta questa cosa. Quindi il risultato quando ce l'avremo? Forse più avanti, dopo che qualcuno di voi, cioè non tutti i 30, 40, 50, eccetera, avrà voluto provare a lavorarci. Quindi l'indicatore di output o di deliverable, insomma, è il numero di partecipanti. L'indicatore di output è se noi facessimo l'esamino finale, ok, quanti hanno seguito e quantomeno acquisito le conoscenze di base, ok, quindi risultato intermedio. Risultato di impatto, di risultato, è quanti dei partecipanti poi hanno utilizzato, e come lo misuriamo? Numero di progetti presentati dai partecipanti al corso a seguito della partecipazione al corso. Indicatore di risultato. Se poi volessimo fare proprio anche l'indicatore di effetto, impatto, effetto, dovremmo dire quanti di quei progetti sono stati finanziati. Lì potremo misurare l'efficacia, la qualità del nostro intervento. Va da sé che 4 ore qui non potranno mai produrre lo stesso impatto di un percorso un po' più strutturato, un po' più articolato, che magari facciamo in altre situazioni, però cerchiamo comunque anche in questa sede di fornire qualità e contenuti di un certo livello. Fatemi sapere se... Si possono riepilogare un attimo su tutti i tipi di indicatori? Perché... Sì, no, dopo ci arriviamo, c'è proprio un punto in cui si vede i vari livelli di indicatore. Chiaramente c'è, lo anticipo già, l'indicatore di deliverable di base, cioè l'attività è organizzare il corso con 50 persone, indicatore 50 persone presenti, evidenza oggettiva di indicatore, foglio firme, facile, indicatore facilissimo, anche da monitorare, controllare
e tenere sotto controllo ancora prima del corso, perché io ricevo le iscrizioni, poi faccio una stima di, com'è che li chiamano, show, quelli che dicono di venire poi non vengono, eccetera, eccetera, soprattutto informazioni finanziate, no? Quindi faccio questo ragionamento, l'indicatore di base, quello che sta più sotto, è quello che mi misura cosa va a vedere? L'efficacia della comunicazione fatta rispetto al corso, l'interesse di questo corso rispetto a destinatari. Però non era questo l'obiettivo di fare il corso, l'obiettivo di fare il corso sta dopo. Okay? Quindi indicatore di output è ok, siamo qui, facciamo le foto, ci sono slide, eccetera, siamo tra deliverable e output. Se noi facessimo lunedì a mezzogiorno un test, lo volete? Ve lo faccio? Un test scritto? Un test scritto, no? Ma non è in questa sede previsto, mi pare almeno. L'esito di quel test potrebbe essere numero di persone che su 100 domande, magari sono 40 domande, sul 100% delle domande raggiungono uno score almeno del 60%, pari a X, questo può essere un indicatore di output, no? Un corso fatto, finito, ma misuriamo l'efficacia del corso al primo livello, quello della conoscenza trasferita. Non sto misurando l'indicatore di impatto che il mio comunicare con voi produrrà dopo, che è il vero motivo dell'esistere di questi corsi. E quello è un obiettivo, diventa un indicatore di risultato, di impatto, di medio-lungo periodo. Lungo periodo dovremmo arrivare addirittura al livello appunto quanti dei progetti iscritti sono stati anche finanziati. Okay, questo è un esempio molto facile e immediato da capire che ci mette in fila le cose. Torniamo qua, plan, do, check, act. Quindi qua faccio monitoraggio, chiaramente per monitorare raccolgo dati. Man mano che raccolgo dati ho la fotografia della situazione che si sta evolvendo. Siamo sul binario giusto? Siamo in grado di raggiungere i nostri obiettivi, perché quando li abbiamo stabiliti erano anche stati quantificati? Oppure ci stiamo discostando? Ecco, campanello d'allarme, agisco. Sia per il miglioramento, ma per affrontare anche i rischi che ci sono durante l'implementazione di un progetto. Così come le attività da mettere in campo sono progettate nell'application form, nel quality plan, nel progetto, ok? Così come il sistema di monitoraggio è progettato all'interno del piano, del progetto, così anche tutte le misure necessarie ad affrontare eventuali rischi sono progettate in fase di application. Domanda: cosa potrebbe succedere se? In alcune application form, soprattutto in quelle di ricerca di base, qualche anno fa chiedevano il contingency plan, cioè il piano B. Tu fai una ricerca, fai laboratorio, eccetera, eccetera, assumi fin da ora di ottenere un certo risultato e poi quando soprattutto si fa ricerca in laboratorio, eccetera, questo risultato non arriva, ma i tempi del progetto sono quelli e cosa fai? C'è un piano B, puoi mettere in campo, progettalo fin da subito. Okay. Ora, il risk management all'interno dell'application form è una parte che viene richiesta sempre in fase di progettazione. Rischio, quindi, dico questo poi vado avanti sugli strumenti. Prima parola che associate alla parola rischio. Pericolo, fallimento, costo, imprevisto. Altre parole che associate, se io dico c'è un rischio, cosa viene in mente? Occhio, come faccio male? Occhio che succede qualcosa di terribile, perché in Italia la parola rischio ha questa accezione negativa, perché quando facciamo i corsi sulla sicurezza ci insegnano che il rischio è uguale a cosa? Alla probabilità di cosa? Di accadimento del danno
per l'entità, no? Il rischio nel project management e nel risk management e nel risk management aziendale è un altro concetto. È l'effetto dell'incertezza sul raggiungimento degli obiettivi. E questo effetto non sempre è negativo. È chiaro che l'effetto negativo è quello che devo tenere sotto più controllo, perché cosa potrebbe succedere se succede qualcosa di negativo da essere pronto e preparato a. Ma potrebbe succedere anche qualcosa di positivo. Torniamo al nostro esempio banale. Promuoviamo un corso. Prenotiamo un'aula con tot posti, perché ci aspettiamo un numero massimo di. Poi riceviamo 500 domande di partecipazione. Siamo in grado di rispondere? Cosa potrebbe succedere se? Questo è un rischio che va a migliorare, no? Quindi chiaramente dovrei avere più docenti, più aule, più spazi, eccetera. Quindi è l'effetto dell'incertezza del numero di, o al contrario, negativo. No, mi arrivano 10 domande, parto subito, posticipo, miglioro la comunicazione e queste azioni che vi sto dicendo per affrontare quel rischio si chiamano misure di mitigazione del rischio. Ve le chiedono nei progetti, cioè non solo progettare chi fa che cosa, come, dove, quando, ma anche cosa faresti nel caso in cui un qualche elemento di incertezza potesse arrecare un danno o un miglioramento al processo. Chi è responsabile di quella misura di mitigazione, insomma, e in che termini, in che modo bisogna affrontarla. È chiaro che quei rischi diventano oggetto di, cioè tutte quelle situazioni che ho evidenziato in fase di progettazione devono essere tenute in fase di implementazione sotto la lente ingrandimento. Bene, quindi questo schema PDCA che troviamo nella ISO 9001 di fatto rappresenta il classico processo di delle aziende che lavorano per processi o a progetto, ma che di fatto ci racconta anche molto di quello che è il processo di progettazione e di implementazione di un progetto e di un progetto europeo. A monte ci sono degli input, a valle ci sono degli output e dei risultati attesi, che è quello che dicevamo prima. Input, problema, contesto da cambiare, stakeholder, eccetera, ma i veri input del processo cosa sono? Mezzi, risorse. Cioè, no. Quello che io posso miscelare per mettere in piedi il processo. Risorse finanziarie, risorse di persone, risorse interne, risorse esterne, eccetera. Poi pianifico. Nel pianificare tengo conto di tutto quello che verrà dopo. Se voi comprate un manuale qualsiasi di project management, che uno dice faccio il project manager, quindi uno si immagina una persona che lavora nella fase di realizzazione, cioè in produzione, ma quello è il product manager. Se voi comprate qualsiasi manuale di project manager, guardate, ne ho guardato uno ieri sera giusto in una libreria, sì, library. E guardavo a scalfare dove questo testo, vediamo cosa hanno, se c'è qualche novità, eccetera. L'80% delle pagine erano tutte qua. Quindi il project manager lavora molto di più, il grande sforzo lo fa molto nella fase di pianificazione e programmazione, perché se lì dedica molto tempo, molte risorse, poi riesce a gestire, a tenere sotto controllo il processo meglio. Il 20% era dedicato a questo. Bene, fatto il ciclo, cosa ho degli output? Allora, il termine output in un processo di produzione aziendale è molto facile, è un oggetto, è un qualcosa che esce, è un prodotto che esce, visualizzabile, immaginabile, la bicicletta, la sedia, la macchina, qualsiasi cosa, ok? In un progetto europeo il concetto di output può chiaramente essere immateriale, ma è immateriale anche se noi immaginiamo le aziende che producono servizi. Qual è l'output di un'azienda che produce servizi? È immateriale. Quindi, però non è facile rappresentare l'output di un processo
di un progetto che lavora sulla ricerca, sulle capacità, sugli skill, sulle competenze, per esempio. Non è facile rappresentare gli output di un progetto che lavora nell'ambito sociale. Allora lì potete andare a guardare tutte le tecniche di progettazione sociale. C'è una cosa che si chiama Theory of Change, che è applicata prevalentemente nell'ambito sociale, che può esserci utile. Bene, VBS, per me è la regina della progettazione. Chiedo scusa ai pochi presenti di sesso maschile, ma questa è la regina della progettazione, non il re, perché è la VBS banalmente, ma perché a me piace così, mettiamola così. No, va bene, che cos'è? Che cos'è? La VBS significa Work Breakdown Structure, struttura d'albero orientata al prodotto che racchiude al suo interno tutte le attività work necessarie alla realizzazione di quell'output, e quell'output è funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Quindi una VBS di un edificio è presto fatta. Adesso ve la racconto velocemente e la visualizzate subito. Una VBS di un progetto che lavora in campo sociale, educazione, ricerca, eccetera, è un pochino più sfidante. Ed è per questo che io prima dicevo, no, in tutti i progetti che ho fatto ho sempre usato questo strumento, ma raramente l'ho usato con lo stesso approccio, la stessa modalità di organizzazione dei work, quindi delle attività. Work package, quindi pacchetti di attività che stanno assieme. Li posso tenere assieme tematicamente, li posso tenere assieme temporalmente, li posso tenere assieme in 1000 modi diversi e chiaramente sempre avendo a che riferimento gli obiettivi. Allora, che cos'è una work breakdown structure? Faccio l'esempio, quello che ho studiato io all'epoca, ma che poi mi è sempre stato poi molto utile anche per capirla. Allora, questa roba nasce dove? Nasce negli anni 50, no, quando all'interno della NASA, dell'industria degli armamenti, quando c'era la guerra fredda, quando un minuto di ritardo nella produzione di la navetta che doveva andare, no, sulla Luna piuttosto che nello spazio provocava un impatto non solo, insomma, geopolitico di un certo tipo. Ne abbiamo sentito parlare tanto in quest'anno, che c'è appunto anche i 50 anni, no, dello sbarco. Quindi in quegli anni lì c'era una grandissima necessità, cioè c'era quella necessità di, ok, ho fatto il progetto, quindi ho disegnato tutta questa cosa ingegneristica, ma da quel disegno al prodotto finale c'è un processo, e questo processo non lo posso, come dire, andiamo, facciamo, vediamo, lo devo progettare, pianificare e programmare. Quindi la tecnica di project management nasce prevalentemente in quell'ambito, in quel contesto, perché lì c'era questa esigenza fortissima, perché ogni giorno di ritardo provocava un impatto non solo economico, ma nasce lì. Allora, poi viene declinata immediatamente in tutto quello che è l'industria delle costruzioni, ingegneria, eccetera, perché era la sua naturale evoluzione. Allora, immaginate banalmente una casa. L'abbiamo disegnata, no? E adesso dobbiamo chiederci, ok, come la realizziamo? Allora, bisogna passare dalla mentalità oggetto finito, vision, obiettivo finale, alla modalità attività. Cosa devo fare per costruire una casa? Banalmente cosa faccio? Scavi, interri, opere edili, opere impiantistiche, opere complementari. Cosa sto facendo? Sto scomponendo quella casa in categorie di attività che ancora rappresentano una componente fisica, ma sto già passando alla dimensione attività. Perché quando nell'accezione scavi e interri sto già dicendo attività di realizzazione, quindi sto già categorizzando, raggruppando all'interno di una determinata categoria una serie di attività. Okay? Quando parlo di opere impiantistiche poi avrò elettriche, idrotermosanitario, eccetera, eccetera. Quindi io sto struttura d'albero orientata al prodotto, quindi la scomposizione del prodotto in componenti, categorie, per poi continuare a scendere di livello
La teoria ci dice fino a quel livello tale per cui un'ulteriore scomposizione necessariamente mi porta a scomporre quella roba lì in fattori produttivi, cioè noli, trasporti, materiali e staff, manodopera, in quel contesto lì. Okay? Quindi quando arrivo a scomporre a quel livello lì ho finito di scomporre la mia casa in attività, perché poi sono quelle le attività che io devo inserire nel processo produttivo e avere il capocantiere, il capo squadra, eccetera, eccetera, che coordina, gestisce secondo un piano ben preciso che discende da qua. Questa è la tecnica. Adesso la questione è come prendo questa tecnica che in un oggetto fisico, se io mettessi la bicicletta invece della casa, più o meno funziona uguale, cioè io ho il telaio, gli ingranaggi e la ruota con tutto quello. Sotto questi 3 macro blocchi ho altri pezzi. Avete mai visto una distinta base di un prodotto? Avete mai comprato un mobile fai da te compra? Avete preso in mano quella roba? Quindi quello è la visualizzazione di un processo di montaggio. Per arrivare a farlo hanno preso quella cosa, l'hanno scomposta ai pezzi pensando a qualcuno che non doveva prendere i pezzi e capire come fare, ma arrivare a dirgli come fare. Quindi prendo il mio progetto, lo scompongo in cosa nel nostro caso? In obiettivi specifici. Quindi là sopra dove dovrei mettere la casa, scrivo l'obiettivo generale che è quello del programma. Sotto metto gli obiettivi specifici del progetto. Cioè entro a livello proprio di progettazione. Per ogni obiettivo potrebbe anche essercene uno solo, Lì ne ho messi 3 perché a me piace il numero 3 perché mi fa simmetria, ma vabbè. L'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, ne ho messi 3, può essere 1, possono essere 2, possono essere 5, 6, 7, a seconda del progetto, delle risorse, dei mezzi che ho a disposizione. Sotto ogni obiettivo specifico, cosa abbiamo detto che dobbiamo trovare? Gli output. Cioè quegli elementi, non so, aumentare la conoscenza, faccio una market intelligence nel settore X, quello è l'output. Poi mi chiedo, adesso per fare questa market intelligence che prenda assieme dati statistici, dati dell'Istat, dell'Eurostat, del Sistar, come si chiama quello regionale, e poi aggiunge tutti i big data, quelli che compro, gli open data, quelli prodotti dagli utenti. E costruisco una piattaforma di interpretazione dati che racconta cosa fotografa una situazione e magari mi dà delle indicazioni sui trend di quel contesto. Bene, fare questa cosa, che è l'output, quindi per raggiungere l'obiettivo strategico di miglioramento della strategia d'azione in quel settore, sto dicendo delle cose, uno dei grandi output che mi servono è una market intelligence, output prodotto. Bene. Sto dicendo chi fa che cosa per fare quella market intelligence, mi sto chiedendo che cosa devo fare operativamente per costruire questa cosa, che per quanto immateriale sia, è comunque una cosa ben identificabile, e quindi scendo di livello. Dataset, architettura, piattaforma, progettazione della piattaforma che elabora i dati, quindi dataset, ma a monte ancora lo strumento di interpretazione. Mi serve un'intelligenza artificiale, una deep learning, machine learning, tutte queste cose che adesso vanno, io non ci capisco niente, però so che esistono e so che sono funzionali e quindi magari mi chiedo nei progetti se possono avere un senso. Man mano che quindi costruisco il progetto, scendo di livello, fin tanto che arrivo a analisi della literature review. Vabbè, ok, attività di base che troviamo quasi sempre, ma è un'attività concreta che io posso dire, adesso parliamo con Silvia, il partner Silvia, che è il partner scientifico nel nostro partenariato, avrà il compito di fare questa analisi critica di tutto quel che è stato l'arte, literature review, eccetera, eccetera. Quindi io sono arrivata a scomporre il mio progetto, obiettivi specifici, output, in attività. E mi fermo
Nel momento in cui io quell'attività la posso attribuire in responsabilità a un partner. Non vado oltre nella scomposizione a livello di singola task, perché all'interno di quell'attività Silvia può aver bisogno di lavorare assieme a Alice, Roberta, non ricordo più, solo imparato, e Monia, ok? Quindi io non sto nella progettazione di un progetto europeo, non scendo al livello delle task di Alice, Monia e Roberta, ma arrivo a quel livello in cui dico ok, all'interno del partenariato c'è uno che è molto competente, capace, ha gli skill necessari per fare questa cosa? Sì. Chi è? Sì, Silvia abbiamo detto, giusto? Silvia. Il partner Silvia è responsabile di questa cosa. Con chi lo fa? Da sola a casa sua? No, siamo un partenariato, dobbiamo fare leadership, leadership di partnership, eccetera, eccetera. Quindi lei ha la responsabilità di fare questa cosa e sa già che dovrà coordinare e gestire un gruppo di lavoro che non è solo all'interno della sua organizzazione, ma che è anche nell'organizzazione Roberta, nell'organizzazione Monia, nell'organizzazione, me lo sono già dimenticato, Alice. Ok? Quindi se la teoria ci dice scompongo fino a che l'ulteriore scomposizione è quella dei fattori produttivi, in un progetto europeo no, scompongo fino al livello in cui sono in grado di attribuire una responsabilità a chi ha un partner, in funzione di cosa? Di conoscenze e skill. Di chi? Dello staff? Dell'organizzazione? Di quello che quell'organizzazione rappresenta in quel progetto. Ok? E quindi io ho l'attività sotto l'obiettivo specifico 1, ho l'output 1.1, l'output 1.2, li numero perché li numero? Per n motivi. Uno, perché in quegli application form dove mi dicono non più di 500 caratteri, se io ogni volta devo scrivere il titolo di tutto l'output, perdo un sacco di caratteri. Se ho il numerino lo richiamo, posto che l'ho già inserito a monte nell'application. Quindi basta scrivere una volta, poi lo richiamo col numero. Ma li numero perché molti application form sono strutturati e concepiti così. E quindi quando io scrivo un'attività sarà il programma che automaticamente me la numera in un certo modo, perché segue la catena. Ok? Quindi l'attività l'obiettivo specifico 1 ha sotto gli output 1, 1, 1, 2, 1, 3. L'obiettivo specifico 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, eccetera, e così via. Le attività si aggiunge un numero. È come costruire un indice. Banale, sembra. Poi quando ti metti lì... No. A questo punto, insomma, sto disegnando il progetto. Allora, perché la chiamo la regina della progettazione? Beh, tanto per farla ci vuole un sacco di tempo, metto, sposto, continuo giorni e giorni a incastrare e a capire se funziona, se quello che ho scritto sotto è veramente legato all'output e all'obiettivo, se può esserci un partner che, eccetera. E quindi è un processo. Ma una volta che arrivo a una prima definizione di questa VBS, ecco che parte la progettazione assieme ai partner, quella molto interattiva. In una fase iniziale io, avendo raccolto, vi ricordate prima, il Partner Identification Form, dove gli avevo chiesto cosa hai fatto in passato e potrebbe essere il tuo contributo in questo progetto. Tengo conto di quello e vado a formulare una prima ipotesi con un gruppo di lavoro ristretto con cui mi posso confrontare in maniera molto facile, una prima ipotesi di struttura d'albero orientata all'obiettivo del progetto. Quando ho una cosa che funziona rispetto agli input che ho, comincio a interagire, quindi dico: cara Silvia, ho pensato che tu possa essere responsabile di questa azione. Guardati il quadro generale del progetto e questa è la vera qualità di questo strumento, perché con un foglio, vi assicuro, massimo grande una 3, ma molto spesso basta una 4, io rappresento l'intero scopo del progetto e l'intero processo del progetto, perché dallo scopo metto dentro anche le attività, quindi con uno sforzo di ragionamento dalla macro attività che c'è lì riesco anche a cominciare a capire quali sono le task del progetto. Okay? Quindi VBS,
casa, categorie di lavori, lavorazioni, piccole e sottolavorazioni di cantiere, boh, in un progetto europeo, obiettivo strategico, obiettivi di progetto, output e attività necessarie a fare quell'output. Se poi quell'attività lì è fatta da più partner, sotto l'attività avrà un livello di task. Attenzione, io sto usando questa terminologia, che è una terminologia di progettazione, valida, sempre e comunque, però poi capita che ci siano delle application form che non usano la stessa terminologia. Per esempio su un Horizon il concetto di output non è cioè non è proprio richiesto, cioè nell'application form si parla di attività e task. Allora intendono task come attività e sotto le attività come sotto livello e poi parlano di deliverable immediatamente. Allora cosa intendono per deliverable in quel contesto? Voglio aggiungere sopra gli output oppure mi sta bene rimanere a livello di deliverable oppure considero quei deliverable l'output? Questo sta alla mano del progettista che man mano che compila quelle application che sono abbastanza flessibili alla mano del progettista, stabilisce le sue regole e le chiarisce nel momento in cui queste non sono dettate da. Se prendo in mano un'application form di un interreg, questa è la struttura, questa è la terminologia ed è blindata dall'alto. Poi che chiamino 1 oppure T1, T2, C1, C2, M1, eccetera, vado man mano che lo guardo, capisco, vado, però la struttura è obiettivo, output, attività, deliverable. Se prendo un Erasmus, K2, collaborative partnership, ora anche lo sport, no, strategic partnership, lo sport, collaborative partnership, eccetera, adesso cioè, quelle application form lì non parlano di work package, anzi c'è proprio scritto, nel primo bando, mi ricordo che avevo letto, c'era scritto vietato parlare di work package. Allora ricordo che mi diceva, parliamo di moduli, componenti, usiamo un altro termine, ma cerchiamo di strutturare comunque il progetto con una logica. Lì cosa chiedono? Li chiedono intellectual output, multiplayer event, training, pilota. Queste sono le 3 cose che chiedono. Poi come li organizzo, li raggruppo tra di loro, sta alla mano del progettista farsi un progetto perché poi lo aiuti a compilare l'application. Quindi questa è la tecnica, per quello dicevo prima, la tecnica va declinata. Capire come declinarla, il primo passaggio è guardare l'application che devo produrre. Se è fatta, è blindata e segue questo, perfetto. Se invece mi dice no work package, ma questa no attività, no output, ma intellectual output, multiplayer event, eccetera, la strutturo secondo quella logica, che è la logica di quell'application. Se ho in mano, per assurdo, adesso non so l'ultimo bando, non l'ho visto, ma l'anno scorso, fino all'anno scorso credo, un Creative Europe aveva come formulario un e-form online o un e-form da scaricare, quindi era un PDF con dei campi, con delle macro all'interno, dove bisognava scrivere tutte le informazioni relative, relevance, added value, innovation, qualità del partenariato, eccetera, e poi diceva allega un documento Word e questo documento Word aveva un titolo e 30 pagine bianche. Diceva, facile, no, è molto più difficile, perché tu quelle 30 pagine te le devi non solo te le devi progettare, perché le devi dare in mano a qualcuno che quando legge, non legge, la fa lo storyboard di una commedia o di un qualcosa, sto parlando di Creative Europe, per quello dico questo, ma no, legge un libro, deve leggere un progetto e chi valuta ha questa mentalità. Quindi sembra più facile, ma probabilmente è più complicato. Poi ci sono altre situazioni dove siamo una via di mezzo, dove ci sono dei Word, ma sono con degli indici ben precisi, eccetera. Ok? Quindi questo momento è un momento chiave della progettazione, perché mi fa star lì a ragionare sui legami, sull'attribuzione di ruoli. Mi permette, con un piccolo schema, di raccontare quel progetto. Lo schema lo posso fermare qua,
se devo parlare con l'alta direzione, col presidente, eccetera, perché magari non gli interessa esattamente nel dettaglio cosa dobbiamo fare. Chiaramente scendo di livello quando vado a parlare con i partner o con le persone che poi operativamente dovranno farle quelle attività. Perché poi a quelle stesse persone gli devo chiedere informazioni per costruire il budget di quell'attività. Quindi questo è il momento chiave, obiettivo, obiettivi specifici, dopodiché c'è il concetto di work package. In alcune application c'è, in altri non c'è. La maggior parte c'è. Il work package è un gruppo di attività che stanno assieme secondo un principio e questo principio può essere di logica, quindi tutte le attività funzionali al raggiungimento di quell'obiettivo, oppure di tematica. Io tengo assieme tutte quelle attività dentro un work package, okay? Perché oltre ad attribuire la responsabilità dell'attività, io devo attribuire la responsabilità anche del work package. Quindi io devo avere un partner che è in grado di coordinare le attività che stanno sotto, interfacciarsi col responsabile dell'attività che a sua volta, come nelle aziende, insomma, lavora con altri partner. Allora io posso decidere di accorpare le attività secondo la competenza principale del partner responsabile di quel work package. Questo può essere fatto, se non conosco ancora bene i partner, seguendo la logica del tematismo, della dominanza operativa scientifica, no? Quindi non so, se devo fare strumenti di valutazione o strumenti ITC, Information Technology, oppure indagini sociali, sono cose completamente diverse l'una dall'altra, quindi io posso accorpare le attività per macro temi, perché quel macro tema mi aspetto che ci sia un partner con le competenze dominanti su quel tema, a cui affidare lo sviluppo e la gestione, il coordinamento di tutto quello che sta di sotto. Poi c'è una modalità anche temporale, cioè io accorpo dentro il Work Package 1 tutte le attività della fase 1. Nel Work Package 2, indipendentemente dal fatto che siano valutative, analitiche, interpretative, realizzative, organizzative di riunioni, eccetera. Nel Work Package 2 tutte le attività della fase 2, eccetera, eccetera. Non esiste una VBS giusta o sbagliata, esiste la VBS giusta per quel progetto, per quell'application, quindi capisco la logica del programma, dell'application e cerco di costruire una struttura d'albero che si incastra là dentro, tenuto conto del partenariato. Ok? Qua troviamo sempre la solita scaletta, quindi la VBS di fatto ha lo scopo generale che coincide con quello della call. Risultati attesi, obiettivi specifici a questo livello, gli output e le attività. C'è l'ulteriore livello di scomposizione dell'attività che è quella legata al deliverable, che di fatto è come dire, se io devo fare una determinata attività, dicevo prima, evidenza oggettiva che hai fatto l'attività, avete detto prima, foglio, ok? Quello è il deliverable, evidenza oggettiva dell'attività fatta. Okay. Perché ci sono delle application che oltre all'attività chiedono di elencare i deliverable, quindi in quel caso lì andrò a fare sotto ogni attività un'ulteriore scomposizione inserendo i deliverable. Allora, la VBS, come l'abbiamo vista qua, vedete, i legami tra obiettivo, output e attività sono ad albero. Non vengono rappresentate le connessioni possibili tra, per esempio, questa attività e questa, cosa che invece potrebbe esistere. Ma non tanto sotto il profilo di processo, perché l'output di un'attività diventa l'input di un'altra, che questo lo rappresenteremmo con il Gantt, ma sotto il profilo del perché quell'attività sta lì in una prospettiva di cambiamento. Se noi aggiungiamo alla tecnica di project management quella che è la theory of change, che nasce prevalentemente nell'ambito delle scienze sociali, quindi
se ho determinati input, li utilizzo per fare delle attività, se queste attività sono in grado di produrre degli output e questi output, se utilizzati, producono degli effetti immediati, poi dei risultati, un impatto finale, questa è la catena del cambiamento. Ok? Che mi consente di rappresentare delle VBS che non sono più gerarchiche come quella che abbiamo visto prima, ma possono avere dei legami trasversali. Anche qui non esiste quella giusta, quella sbagliata, eccetera. Non è che dobbiamo applicarla sempre, ma in quei progetti dove questo tipo di legame ha senso che venga messo in evidenza. Allora, tornando alla tipologia di application form, tutta questa attività di progettazione per compilare un'application form interreg rimane poi nel cassetto, cioè mi serve farla per essere coerente quando compilo l'application form, se no perdo i pezzi. Se invece io sto facendo un'application Horizons, Main Instrument, Cosme, tutte quelle application che poi sono elaborate magari su degli strumenti Word, secondo indici prestabiliti o anche sulle 30 pagine bianche di un Creative Europe. Adesso sono curioso di vedere l'ultimo bando se prevede ancora queste 30 pagine bianche, guarderò. Vabbè, insomma, supponiamo quindi fino a quell'estremo lì, beh, io in quelle pagine, quegli schemi che faccio, poi li metto. Ma non solo perché fa bello, e perché fa vedere che ho fatto il progetto, ma perché aiuta il valutatore a capire. Perché uno legge, man mano che legge si va a ricostruire lo schemino, ma se lo schemino se lo trova, si stampa lo schema mentre legge, vede corrispondenza e riesce a fissarlo molto più velocemente in testa. E attenzione, i tempi della valutazione sono molto stretti, sempre dovuti a risorse, eccetera, eccetera, stretti. Se io aiuto il valutatore e lo guido, allora, in tutti quei casi in cui io posso inserire questi schemi, li inserisco. Addirittura io in un'application ho inserito anche quella roba che vi ho fatto vedere prima, il blocco di appunti, senza chiaramente i collegamenti ipertestuali, ma per far vedere che per analizzare la relevance avevamo studiato, letto tutti quei documenti, che per verificare lo stato dell'arte eravamo andati a guardare tutti quei progetti. Ok? Quindi, dopo. Ecco quindi un adattamento ulteriore di quella che è la VBS con questa logica legata al cambiamento. Fatta la VBS riusciamo a fare il passo oltre verso gli altri strumenti, cioè adesso abbiamo risposto alla prima domanda, cosa? Cioè perché, obiettivi, e cosa facciamo. Però le domande erano chi fa che cosa. Quindi avevamo fatto una prefigurazione di attribuzione ruoli nella VBS, adesso la dobbiamo rappresentare, lo possiamo fare o con una matrice del chi fa che cosa, o anche semplicemente a volte io coloro le caselle della VBS assegnando un colore a ciascun partner. Quindi se tu sei rosso, tu sei giallo, tu sei verde, scusate i colori che magari facciamo colori diversi, verde, no aspetta, rosa, viola, colori che non ci portano. Ok, e quindi assegno i colori, ogni partner ha un suo colore identificativo e quindi vede subito le caselle dove deve leggere con più attenzione. Tutto questo lo facciamo per arrivare a compilare appunto quella parte di application form che si chiama work plan. Questo è un esempio estrapolato da un interreg. Sì, un interreg. In realtà, attenzione, questo è il PDF che la piattaforma all'interno della quale voi andrete a inserire i dati produce alla fine dell'inserimento dei dati online. E le piattaforme non hanno questa vista, questa cosa, cioè sono campi che si aprono e compilare quei campi senza aver fatto la progettazione definitiva è un rischio che solo i più espertissimi, si può dire, no, non si può dire, ma lo dico per capirci, possono prendersi e affrontarlo. E se guardate il work plan di questo esempio di Interreg, avete proprio work package, titolo e descrizione,
gli output del work package, non solo dimmi quali sono, ma dimmi, descrivimeli, ma dimmi anche che durabilità hanno, che cosa hai pensato per fare in modo che questi output abbiano una trasferibilità, possono essere prodotti e poi trasferiti a chi? Ai target del progetto, ai destinatari finali, se no per cosa faccio il progetto? Dovrò farlo per cambiare un qualcosa e quindi se io voglio che quel cambiamento avvenga devo avere persone in grado di agire in maniera diversa, probabilmente, no? E quindi trasferibilità e durabilità degli output. E poi attività, per ogni attività, titolo, descrizione, responsabile, inizio, fine, dove e evidenza oggettiva. Questo è il work plan di un interreg e segue esattamente lo schema che abbiamo visto prima. E di fatto per compilare tutte queste cose devo sapere chi fa che cosa, come, dove, quando. Bene, quindi cosa facciamo? Prendo la VBS e la coloro, assegnando un colore a ciascun partner, e quindi uno dice ok, io sono responsabile di questa roba qua. Io che ho assegnato questo colore sono responsabile di questo gruppo di attività e nello specifico di queste attività. Io azzurro sono qui, qui, qui. Non è detto che io non abbia delle piccole task da fare anche nelle altre attività, e questo lo si vede qua. Perché una volta che io ho fatto la VBS, la prendo, la metto in orizzontale, quindi cosa ho? Un elenco di attività. Ok, ho un elenco di attività. L'elenco di attività lo incrocio con i partner. Nella casellina, oltre a mettere l'X rossa per dire tu sei responsabile di quell'attività, eccetera, eccetera, cosa faccio? Posso anche scrivere. Cosa scrivo? Le task specifiche. Quindi se è responsabile questo, ma deve lavorare assieme al partner verde e al partner arancione, io qui dentro, oltre a mettere il segnale che qualcosa deve essere fatto là dentro, posso anche scriverlo. E in fase di progettazione uso questo strumento, lo mando ai partner e gli dico, oh, signori, siete d'accordo? Fate questa cosa, eccetera, eccetera. Ok? Boh. Chi fa che cosa? Quando? Gantt. C'è anche il PERT, ma non si usa in questi processi, si usa il Gantt. Il Gantt è la rappresentazione grafica del tempo. Che cos'è? Sempre la nostra UBS messa in orizzontale e nelle colonne a seguire che cos'ho? L'unità temporale di riferimento. Giorno, settimana, mese, anno. Quale unità temporale uso? Beh, quella richiesta dall'application come minimo. Poi posso decidere di usarne una di maggior dettaglio se ho delle esigenze particolari di progettazione, pianificazione, eccetera. Di sicuro scendo di scala quando vado in fase di implementazione. Qua vedete degli esempi, ci sono Gantt molto colorati, i colori hanno un significato diverso in ogni Gantt, così come per la VBS non c'è mai una VBS uguale a se stessa, anche il Gantt, una volta capita la tecnica di costruzione, di realizzazione del Gantt, viene poi rappresentato con una modalità anche che ha lo scopo di comunicare con chi? In progettazione con i partner, in implementazione con i partner e a volte con gli stakeholder. Poi ci sono i software per fare i Gantt, ma per un progetto europeo non hanno senso. I tedeschi si sono inventati tutta una cosa che la usano, però diventa talmente troppo rigido il tutto che nella gestione, dal mio punto di vista, poi dopo ognuno ha il suo modo anche di gestire i progetti, di coordinarli. Quindi se io uso un approccio molto rigido e ogni settimana mando tu devi fare questo, 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 ti torna indietro come un boomerang perché comunque ogni partner è responsabile, bisogna avere un orientamento al risultato più che all'agire quotidiano in questo contesto. Quindi usare i software che pianificano al giorno, se non addirittura proprio all'ora, non ha senso. Poi posso usare quel software impostando un'unità temporale, ma ce ne sono un tot, adesso non ha senso neanche elencarli. Posso usare unità temporale mese, però quei software sono pensati per le aziende, per processi produttivi, dove se io metto che quell'attività lì ha una durata di 5 giorni, si presume che quei 5 giorni quantomeno ci sia una risorsa che lavora 8 ore al giorno su quell'attività, a volte di più di una. Quindi una volta fatto il Gantt carico le risorse.
questo sui software per la progettazione, la programmazione nelle aziende. In un progetto europeo i tempi sono un po' più dilatati. Quando stimo un tempo non parto come nei processi produttivi dal costo, che in un cantiere, in una realtà produttiva, prima stimo i costi e poi faccio il Gantt e poi li bilancio, li collego, perché è dal costo che estrapolo il fattore produttivo che ha al suo interno la dimensione temporale e quindi sono in grado di sapere quanto dura quell'attività in funzione del costo. Poi posso inserire dei ritardi, quindi non so, il banale situazione da cantiere, poso un massetto e poi devo aspettare, quindi quell'attività non potrà mai finire fin tanto che non sia asciugato per passare all'attività successiva. Cosa sto dicendo anche con questa piccola come si dice, divagazione sempre sul mio campo d'origine? Sto dicendo che le attività hanno dei legami tra di loro. Quindi esistono attività che non possono iniziare fin tanto che un'attività precedente non sia finita. Questo è il legame che si chiama di fine-inizio. Poi esistono delle attività che non possono che iniziare contemporaneamente. Attività che necessariamente devono finire assieme. Poi esiste un legame che è più teorico ed è meno reale, come dire, esiste forse nella progettazione e produzione di software, che è il legame inverso a quello del fine inizio, cioè nel fine inizio io non posso iniziare fin tanto che tu non abbia finito, nell'altro caso io non posso finire fin tanto che tu non abbia iniziato. È un po' più teoria che pratica. Quindi limitiamoci ai primi 3 legami e chiediamoci le attività del mio progetto che legami hanno tra di loro. Il primo legame che vado a cercare chiaramente qual è? Fine inizio, cioè qual è il percorso che a questo punto chiameremo critico, perché se un'attività va in ritardo là dentro, va in ritardo tutto il progetto. Quindi questo è il primo legame che io devo trovare e cominciare a disegnare nel Gantt. Quindi prenderò le attività che all'inizio avrò come dire, messa una sotto l'altra rispetto alla loro durata, e comincerò a spostare le attività lungo la catena fine-inizio e a rappresentare graficamente il legame critico, il percorso critico di progetto. E qua vado al risk management. Se vado in ritardo lì, ora è vero che la progettazione, questi progetti hanno tempi un pochino più laschi, flessibili, eccetera, quindi c'è margine dentro alla durata di un'attività, di un progetto europeo. Però insomma, comunque il percorso critico è fondamentale da disegnare subito. Uno, perché se il progetto va a durare 24 mesi e io dentro ho attività che una volta legate una con l'altra mi sforano, beh, qualcosa devo ripensare. Devo accorciare la durata relativa, caricare eventualmente più risorse che ci lavorano contemporaneamente, eccetera, eccetera. Quindi poi gli strumenti per agire ci sono. Quindi il primo che rappresento è quello, dopodiché comincio a spostare nel tempo le attività che non hanno un legame diretto di fine inizio. Quindi quelle che iniziano contemporaneamente, che finiscono contemporaneamente, o anche quelle che possono essere fatte indipendentemente da, rarissime, però qualcosa può essere. No? E le posiziono con che logica? Beh, avevamo stabilito prima chi fa che cosa? Quindi il chi fa che cosa, adesso so anche quando chi fa che cosa. E se ho delle attività che deve fare sempre lo stesso chi, che devo piazzare perché non hanno un legame di fine inizio da qualche parte, beh, sto attenta a piazzarle in un periodo dove quel chi non abbia già un carico di lavoro intensivo o comunque insomma importante, ok? Quindi qua i tips che posso lasciarvi per la costruzione di un Gantt sono questi. Innanzitutto capire quali sono i legami, distribuire prima il primo legame e quindi visualizzare il percorso critico. Milestone, punti di verifica, punti di riesame, momenti chiave in cui si prendono le decisioni. Ok, brindiamo, fatto, andiamo avanti. Momenti di validazione, di riesame, di validazione del processo intermedio.
bisogna approvare un output perché quello è lungo il percorso critico e quindi io fintanto che non sono arrivata al tetto grezzo in edilizia, scusate sempre questo richiamo, ma è anche facile poi da... No, da... Beh, io non potrò mai fare entrare la squadra di posatori, impiantisti, perché prima devo finire quella roba lì. Quella è la milestone principale. Da quel momento l'impresa edile può anche uscire e possono entrare tutti gli altri. Quindi se lungo il percorso critico io ho un output, costruzione di un'infrastruttura tecnologica che deve essere utilizzata dal partenariato in forma congiunta per inserire dati, analizzare dati, interpretare, eccetera, eccetera. Fin tanto che non ce l'ho pronta, noi possiamo raccogliere dati, ma non possiamo inserirli. Milestone. Poi possono esserci anche delle milestone un pochino meno forti, cioè non legate a un output preciso. Quindi milestone di verifica più che milestone di validazione. Comunque sono punti di verifica e punti di riesame fondamentali in cui ci si trova, si dice ok, a che punto siamo, ok, si va avanti. Oppure, attenzione, dobbiamo adottare misure correttive. Non correzioni, misure correttive oltre alla correzione immediata. Non fiandestucco, Malta, via. Ma se hai sbagliato perché continui a fare i buchi sbagliati nel muro, perché non ci vedi bene, prendi la punta del trapano sbagliata, beh, la misura correttiva è ti mando dall'oculista. No, continua a chiudere e fare... Okay. Se lo faccio, Quindi se ci sono situazioni da correggere, chiediamoci la correzione immediata perché quella magari è contingente e va fatta, ma misura correttiva ci riporta ancora una volta al concetto di risk management, dove la misura correttiva nella progettazione non è correttiva perché non sto correggendo un qualcosa che va storto, ma sto facendo un piano di miglioramento, una misura di miglioramento, un'azione di miglioramento. Quindi nel risk management metto azioni di mitigazione di eventuali rischi e azioni di miglioramento. Ok? Quindi lungo il Gantt troverò, adesso su questi esempi magari non c'è, ma insomma troverò evidenziate le milestone. Le milestone graficamente si rappresentano come dei rombi rossi, di solito. Poi vi piace un altro colore, va bene, però la grafica standard, insomma, di una milestone è un rombo rosso. Quindi lungo le barre a un certo punto compaiono questi rombi rossi che rappresentano la milestone. Un'altra cosa da dire, un'altra tips che magari non ho scritto ma potrei dirla. Allora, oltre a rappresentare graficamente, io posso anche scrivere sopra il Gantt. Se io metto, non so, pianifico, cioè l'attività è organizzazione di riunioni durante tutta l'implementazione del progetto. Inizio dell'attività 1 gennaio 2020, fine dell'attività 31 dicembre 2023. E quando le faccio le riunioni? Quindi su quella barra che ha un inizio all'inizio del progetto e una fine necessariamente alla fine del progetto, devo posizionare dei bollini, dei pallini, il grafico, l'elemento che più vi piace, per programmare i meeting di progetto, per esempio, o altre situazioni che là dentro, e molto spesso a quei meeting di progetto collego una milestone perché è un momento di verifica. Ma non si utilizza anche il quadratino solo colorato di quella linea? O mi confondo io? Ah, sì, sì, no, poi la grafica, voglio dire, cioè, se la milestone ha, come dire, è standardizzata come rombo rosso, di solito, poi uno dice, ok, vado meglio e faccio il quadrato rosso lungo la barra. No, dicevo per le riunioni, cioè se io scrivo riunioni. La milestone è un rombo rosso, tutto il resto io ci metto lo smile, ci metto, avete presente l'icona smile? Io ci metto quella, perché siamo felici, ci vediamo, ci divertiamo, litighiamo, storming, no? Forming, storming, performing, le varie fasi di costruzione del partenariato. Ok. Quindi la grafica uno se la costruisce purché associ il significato e lo spieghi. Quindi ci faccia una leggendina con spiegato cosa significano i colori, cosa significano tutte le grafiche e le icone che vengono posizionate sopra. Posso mettere anche delle piccole caselle di testo con la linea collegata a, se ho bisogno di...
E non è che lo faccio subito, tutto subito fin dall'inizio, può anche essere che faccio il piano, metto le milestone e le riunioni, dopodiché quando vado a compilare l'application form mi accorgo che mi chiedono un ulteriore dettaglio. Allora, prima di compilarlo a caso, quell'ulteriore dettaglio, riprendo in mano lo strumento di progettazione, lo colloco lì, lo guardo, lo verifico rispetto a tutto il resto e solo dopo compilo l'application form. Ok? Bene, VBS, chi fa che cosa? Gantt. Il budget lo vediamo la prossima volta. A questo punto siamo in grado di prendere questi meravigliosi pennelli e di compilare quello che in gergo si chiama quadro logico. Confesso, se VBS, matrice e Gantt li faccio sempre, 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 il quadro logico a volte lo faccio così com'è, a volte lo faccio in realtà per parti, per pezzi. Di sicuro tutti i contenuti del quadro logico li progetto, li pianifico, ma a volte non necessariamente seguendo lo schema che ora vi farò vedere, che è uno schema fondamentale che la maggior parte dei corsi dicono non puoi fare un progetto europeo se non fai la matrice del quadro logico. Io penso che la matrice quadrologico venga fatta quasi alla fine del percorso di progettazione per sistematizzare il pensiero, il ragionamento e avere, così come avevo la VBS, uno strumento molto sintetico, efficace, no? Che racchiude tutto il progetto e contiene le informazioni che mi servono per poi la formulazione. C'è stato un periodo, ancora oggi in alcune application, chiedevano di allegare il quadro logico, allora lì gioco forza andava fatto. E molto nella cooperazione esterna, Europaid, eccetera, a volte sì, nella cooperazione esterna molto spesso veniva chiesto, ancora oggi in alcuni programmi viene chiesto, tanto che appunto mi sembra la cooperazione esterna hanno adottato una nuova versione, adesso nuova non è più nuova, sono passati un bel po' di anni dall'inizio di questo ciclo di programmazione, anzi siamo quasi alla fine, e quindi all'inizio di questo ciclo di programmazione hanno fatto un upgrade di quello che era il quadro logico di riferimento fino al 2014. Vediamolo quindi, cos'è e cos'ha in più rispetto a quello che abbiamo già definito con questi strumenti e successivamente con il budget. Eccolo qua. Si legge, non si legge, non importa perché io ho riproposto, qua si legge meglio. Allora, questo che vedete qua è un copia e incolla dello strumento che ancora oggi viene richiesto di allegare a quegli application specifici. È una matrice dove si scrive e si sintetizza, o meglio, si sistematizzano tutte le informazioni necessarie a una compilazione logicamente coerente e valida dell'application. Perché? Che cos'ha questa matrice? Beh, diciamo che la possiamo guardare in questo modo. C'è una prima colonna chiamata catena dei risultati. Logica interna del progetto. Cosa abbiamo? Overall objective. Impact. Specific objectives. Outcome. Output. Attività. E poi qua il resto. La catena dei risultati, che cos'è quindi? Se non la VBS? Obiettivo generale, la casellina in cima della VBS. Obiettivi specifici, le caselline che stanno sotto, al primo livello. Output, terzo livello di scomposizione della nostra VBS. Attività. E guardate, quello che è scritto qua dentro non l'ho inserito io, è proprio dato da questo strumento che è uno strumento allegato a un bando. Quindi qua vi dice specific objective e poi associa il concetto di outcome. Perché? Obiettivo generale associato al concetto di impatto. Perché sono la stessa medaglia, le due facce della stessa medaglia. Obiettivo, devo andare a fare, risultato, outcome, fatto. Ok, quindi
obiettivo specifico e outcome, risultato di progetto, come dire, sono la stessa medaglia vista dalle due facce diverse. Ma se tutto quello che sta sotto deve rispondere a un obiettivo generale per produrre un impatto, ecco che l'obiettivo generale è collegato all'impatto del progetto, al macro impatto di lungo periodo. Ok? Sotto outcome, no scusate, output, guardate la numerazione. Allora, se come outcome ci dicono outcome OC1, outcome OC2, outcome OCN, poi sotto si aspettano che noi abbiamo l'output 1.1 related to the outcome 1. A1.2 related sempre to the outcome 1, ma il secondo dello stesso outcome. Che cos'è? Il terzo livello del nostro grafico. E via così. Attività 1.1.1 per produrre l'output 1.1. Attività 1.1.2 per produrre l'output 1.1. Cioè, seconda attività necessaria a quell'output. Che cos'è? Il terzo livello con tutte le attività collegate a quell'output. Ora, questa rappresentazione di scrittura è meno efficace che una rappresentazione con l'albero a mio modo di vedere. Perché l'albero lo vedo tutto e seguo le connessioni. Qua invece devo continuare ad andare qua. Poi immaginatevelo scritto, no? Perché poi non è che ho una righetta, ho tante cose, quindi vai su e giù, non è facile. Quindi questo mi serve alla fine per sistematizzare quello che ho già fatto con la regina della progettazione, ok? La VBS. Quindi questa prima colonna è la colonna che diventa la colonna della logica del progetto, la catena dei risultati, cioè come tutte queste cose si legano assieme verso, quindi scomposizione ad albero orientata al prodotto, scomposizione ad albero orientata al risultato, scomposizione ad albero orientata all'impatto. La VBS. Bon? E questa è la prima colonna che si compila in questo quadro logico. La seconda parte che di solito si compila di questo strumento può essere l'ultima riga. Per tutte le attività mi vengono chiesti i deliverable e quindi qua io dovrei scomporre. Come qua avevo l'attività 1.1.1 per produrre l'output 1.1, qui dovrei avere il deliverable 1.1.1 per collegato all'attività 1.1.1, il deliverable 1.1.1.2, eccetera, eccetera. E quindi questa matrice diventa sempre più lunga. Quindi qua inserisco tutti i deliverable di questa, eccetera, eccetera. Una volta che ho inserito attività e deliverable, sono in grado anche di dire, ok, adesso cosa mi serve per fare sta roba? Staff, interno, esterno, professionalità interne, professionalità esterne, mezzi, risorse, ho le attrezzature, ce le ho già, le devo comprare. E quindi ci porta sulla dimensione risorse, mezzi e risorse, ok? E quindi dimensione costi. Per compilare questa casella dei costi, neanche metto i costi subito qua, uso un altro strumento di cui parliamo la prossima volta. Che lo sono? Ah, però. Vabbè, finiamo questo oggi, poi la prossima volta guardiamo gli esempi di progetti oltre che il budget, ok? Boh, quindi, fatto questo, per ogni attività avrò un costo, ma avrò un costo che è scomposto a sua volta in voci di costo legate a mezzi e risorse che ho identificato qui. Attenzione però che io qua sto perdendo un'informazione, cioè io sto perdendo l'informazione del chi fa questa attività. Cioè se questa attività la fanno, cosa avevamo detto? Silvia, Monica, no, Roberta e Monia, giusto? E Alice che adesso non c'è più, è andata via. Andate, segnate. Vabbè, ok, quindi la fanno questi 4 partner. Bene, al partner, dimmi il tuo nome in fondo, magari qualcuno me lo ricorderà.
1 o 2 lo stesso? Francesca. Ok, al partner Francesca, che non è coinvolta nelle tasche di queste attività, io non assegnerò budget, perché sennò è incoerente. Quindi in questa rappresentazione qua, forse una colonnina sul chi andrebbe aggiunta per riuscire a budgetizzare, ma posto che il budget non lo faccio qua dentro, ma lo faccio con uno strumento a parte, io qua posso anche mettere il totale di costo di quell'attività e chiudere il quadro logico col totale di costo, sapendo che dietro a quel totale c'è uno strumento di analisi del costo. Poi per ogni attività devo stare inizio-fine. Beh, se non ho fatto un Gantt, come faccio a scrivere inizio-fine? A 8? No? E quindi questa, la logica del progetto sostenuta dall'agire, dalle attività specifiche da fare, mi permette di compilare che cosa? Il work plan di progetto. Lo potevo fare anche senza andare a riportare tutte le informazioni qua dentro, usando VBS, OBS, Gantt e quello che è il Cost Analysis Tool che vedremo la prossima volta. Ma in questa matrice ci sono delle altre caselle che personalmente mi interessano di più rispetto a queste prime due. È chiaro però che per rispondere in maniera coerente alle caselle che vedete qua rappresentate in azzurro e in arancione, io la prima colonna e la seconda colonna devo averle comunque riproposte. Perché? Partiamo da qua. Anzi no, partiamo dalla parte azzurra. Cos'è la parte azzurra? Indicatori, sistema di monitoraggio. Quindi questa parte mi aiuta a pianificare, programmare e progettare il sistema di monitoraggio. Non mi chiede indicatori di deliverable in questo caso, non mi chiede indicatori sull'attività precisa, ma mi chiede gli indicatori rilevanti, cioè gli indicatori legati agli output, gli indicatori collegati agli outcome e gli indicatori di impatto. Per ognuno degli indicatori che andrò a elencare qui, avendo a riferimento un riferimento chiaro e preciso l'output e l'outcome e l'impatto, che poi sarà un macro impatto, qua faccio una lista di indicatori. Per ognuno di questi indicatori dovrei essere in grado di conoscere la baseline, il punto di partenza. 0? A volte molti indicatori misurano un qualcosa in miglioramento, quindi probabilmente se è un indicatore numerico, un numero della fotografia iniziale ci vuole. Quindi quando si costruiscono gli indicatori bisogna anche pensare che questi indicatori possano essere misurabili, quantificabili o rappresentabili. Rappresentabili vuol dire che possono essere indicatori qualitativi dove la risposta è sì, no. Tendenzialmente nelle application form preferiscono indicatori numeri, percentuali, rapporti, uno su, eccetera, eccetera. Ok? Quindi l'indicatore lo descrivo qua e poi queste sono le caselle baseline. Qua fotografo la situazione oggi. Lascio chiaramente vuota questa colonna, che sarà quella che userò in fase di monitoraggio. Current value, quindi il valore corrente nel progress del progetto. Target, quindi punto di partenza, punto d'arrivo. E poi fonte di verifica. Dove raccolgo i dati per dire che hai fatto più 10%? Come faccio a verificare? Beh, l'indicatore di deliverable o di output è facile. Quanti sono i partecipanti? 50. Dove raccolgo i dati? Archivio del progetto dove è conservata la lista del facile. Però il concetto è fonte di verifica, quindi se io gli scrivo che un indicatore ha quel dato con quel punto di partenza e quel punto di arrivo, poi devo anche dire dove vado a raccogliere o a conservare i dati raccolti per misurare e monitorare quell'indicatore. Ok? Ecco, quindi per me molto di questo quadro logico io do molta più, personalmente, ripeto, io trasferisco quella che è la mia personale esperienza di oltre 20 anni in questo campo, fatta di tanti strumenti manuali, ma soprattutto di esperienza sul campo. Per cui questo per me è molto importante perché mi aiuta poi nella formulazione stessa dell'application a mantenere la coerenza tra queste. Allora, se questa è verticale e questa ha
questo sviluppo, anche queste hanno uno sviluppo orizzontale, cioè per ogni output, per ogni outcome e poi per il risultato finale di impatto, indicatori, punto di partenza, punto d'arrivo e fonte di verifica. Li scrivo, li penso, ci ragiono, li modifico, li cambio, finché trovo la quadra. Attenzione che su questo punto, indicatori di impatto, eccetera, bisogna tener conto quello che c'è scritto nelle call. In alcuni programmi ci sono degli indicatori di programma che necessariamente vanno presi in considerazione, perché è su quello che poi tiene la famosa catena, e su altri programmi c'è scritto che da quei progetti ci si aspetta un impatto di questo tipo. E quindi ci guidano i programmi e i bandi, i topic, no, nella piattaforma, all'interno del topic, se voi leggete, c'è scopo generale, descrizione del topic, obiettivi, risultati attesi e impatto che ci si aspetta dai progetti che verranno finanziati. Beh, quell'ultimo paragrafo di descrizione del topic nella Funding and Tandem Platform va capito, letto bene, perché è intorno a quello che poi vado a ragionare su questa linea. Quelle sotto sono sono specifiche di progetto, ma chiaramente hanno comunque poi un legame, così come questo è legato verticalmente, anche questi avranno una loro logica verticale. Ci rimane quest'ultima colonna, in realtà prevede la compilazione delle ultime 3 celle, non della prima. Come si compila? E che cos'è? Allora, tutto questo e questo è il contesto interno del progetto, cioè tutto quello che io con i miei partner devo fare, e posso modificare se qualcosa va storto. Questo sono quelle domande che mi devo porre per osservare il contesto esterno al progetto. Cosa potrebbe succedere se, dicevamo prima, quando avevamo introdotto il termine di risk management? Questa colonna si chiama assumptions. Alla domanda cosa potrebbe succedere se accadesse questa determinata cosa, aggiungo cosa dovrei fare per mitigare questa cosa e assumo in questa colonna che quell'azione di mitigazione sia fatta. E quindi assumo che a fronte di tutte quelle iniziative di risk management e mitigazione del rischio o azione per il miglioramento, per cogliere un'opportunità del contesto esterno, perché il rischio abbiamo detto che è negativo o positivo in termini di opportunità da cogliere dal contesto esterno. Assumo che quella cosa accada, ma non così solo perché scrivo che accadrà, ma perché dietro ho progettato misure e interventi affinché sia molto probabile, quindi vado ad abbassare la soglia dell'incertezza con delle misure e delle azioni di mitigazione che inserisco nella parte di risk management, e qui assumo che quella cosa accada in maniera positiva. Quindi cosa potrebbe succedere se rispondo, compilo la parte di risk management, assumo che la situazione accade in maniera positiva, e quindi la prima domanda è legata a cosa potrebbe succedere se, che impatto potrebbe avere sull'output. Quindi qua sotto tutte le situazioni di contesto esterno che in qualche modo possono impattare sull'obiettivo, abbiamo detto come concetto generale di rischio, in questo caso il contesto esterno che può impattare sulla produzione dell'output, il contesto esterno che può impattare sul raggiungimento del risultato, il contesto esterno che può impattare sul raggiungimento dell'impatto finale. Okay, quindi il quadro logico, che per me ha di per sé è poco funzionale alla compilazione di queste due parti, diventa importantissimo per la costruzione del sistema di monitoraggio e l'analisi del contesto esterno. Analisi del contesto esterno che posso fare anche con una SWOT all'inizio del progetto. A volte posso anche fare una SWOT e inserirla nell'application form. La SWOT è punti di forza, opportunità,
forza, debolezza, opportunità e minacce, no? Ok, punti di forza e di debolezza, contesto interno, quello che io come organizzazione, come partner posso modificare. Opportunità e minacce, contesto esterno. Risk management, gestisco le opportunità, gestisco le minacce. Risposta, una volta che faccio la SWOT, non è un mero elenco, sono bravissima a far questo, potrei far meglio quello, quindi un punto di debolezza, i trend di mercato sono questi, i competitor fanno questo. Ma la vera SWOT chiude con delle altre domande. Su quali punti di forza devo agire per contrastare le minacce esterne? Su quali punti di forza devo agire per cogliere le opportunità? E quali punti di debolezza devo necessariamente modificare per non essere contrastato dall'esterno? Ora, questa cosa che è molto, come dire, nasce sempre in un contesto marketing aziendale, eccetera, è usata nella programmazione, nella progettazione, ma anche nella stesura dei programmi stessi, perché il primo capitolo di un programma, nella maggior parte dei casi, riporta una SWOT. Ci permette di inquadrare sia la vision del progetto che la strategia di intervento, ma anche poi di tornare alla dimensione di risk management, perché rischi e opportunità analizzati lì ci tornano utili. Ok? Ecco, va bene, questa l'avevo fatta perché se non si riusciva a leggere bene l'altra, ma abbiamo già detto esterni, quindi fattori esterni al progetto che possono impattare. Qua lo leggete meglio. Ok? Un po' di storia, un po' l'ho già detta. Ad onor del vero, tutte queste meravigliose cose che dicono essere strumenti di progettazione europea, ribadisco ancora una volta, sono strumenti di progettazione che nascono in contesti completamente diversi. Mr. Gantt, signori, ha inventato il Gantt più di 100 anni fa, nel 1917. È il modo con cui lo usiamo oggi, con cui lo decliniamo oggi, i software che ci permettono di fare cose diverse, ma quella rappresentazione temporale del tempo, grafica del tempo, oltre un secolo fa. VBS 1962. Dove nascono queste cose? Quadro logico, anche questo, c'è chi dice, il quadro logico è lo strumento di progettazione europea. Sì, è stato estrapolato da queste metodologie come strumento fondamentale per la progettazione di un progetto europeo. Ma perché è uno strumento di progettazione e dove nasce? Poi esportato in USAID, quindi US Military, poi utilizzato all'interno degli aiuti esterni là, e successivamente picked up by European Development Organizations nel 1900. Okay? Quindi sono strumenti molto datati, sono strumenti di progettazione, questa è la tecnica, non è che possiamo inventarci, adesso si parla di design thinking, design user customer experience, tutto questo, business development canvas, eccetera, ok? Sono evoluzioni, bisogna capire questi strumenti datati, consolidati, fondamentali per progettare dall'ingegneria alle scienze sociali ai software e ai progetti europei. A questi se ne stanno aggiungendo altri di strumenti che possono appunto essere, bisogna capire se e come utilizzarli e declinarli nei vari processi di progettazione. Quindi il mio messaggio forte vorrebbe essere questo. Quando mi chiedono esiste un manuale di aeroprogettazione? Sì, ne esistono tanti. Però se dovessi consigliare un buon testo di project management sulla tecnica, ma avendo bene a mente tutto il resto. E il vero manuale di aeroprogettazione è fatto sostanzialmente dalle tecniche e dalla lettura attenta del bando e di tutti gli allegati al bando. Se voi prendete gli allegati ad un bando Interreg trovate anche dei manualetti dove vi spiegano cos'è una VBS, cos'è la SWOT, cos'è la Theory of Change, la Theory of Change non come si chiama, che cos'è il Gantt, cos'è un deliverable, un outcome, un output, eccetera, eccetera. Lo trovate lì e lì capite anche il linguaggio di quel bando e di quel programma. Va?
fatta tutta questa fatica enorme, chi fa che cosa, come, dove, quando, chiesto ai partner, sei d'accordo, non sei d'accordo, eccetera, eccetera, disegnato quindi tutto il progetto, utilizzato le tecniche di project management, adesso io quelle vi ho fatto vedere perché il tempo è questo, a queste poi si possono usare, appunto dicevo, design thinking può essere una bella metodologia, modalità diverse di rappresentazione dei processi invece che per alberi, per linee di intervento, matrici, eccetera, insomma ce ne sono altre, ok? Quindi usate le tecniche, disegnato, per disegnato intendo dire progettato il progetto, ok? Passo alla formulazione, cioè alla scrittura dell'application form. Cosa mi serve ora, oltre a tutto questo materiale che ho? Un po' di... L'ho scritto? No, non so se l'ho scritto, forse da qualche parte l'ho scritto. Cosa mi serve? Un po' di retorica. Capacità di scrittura. Capacità di scrivere tenendo assieme le parti. Capacità di scrivere la cosa corretta nel punto corretto dell'application form. Gli spazi molto ridotti e talvolta blindati a un massimo di X caratteri. L'arte della retorica, che ce la siamo... Date back, se questi datano back a 100 anni fa, l'arte della retorica, millenni. Ricordiamocela quell'arte e applichiamola nel modo giusto qua dentro. Ok? Perché chi dobbiamo convincere? Un valutatore. Allora, chiaramente dobbiamo fornirgli un progetto leggibile, intellegibile, coerente, eccetera, aiutarlo nella lettura a ricostruirsi nella sua testa le logiche, le dinamiche interne, fargli capire perché faccio questa cosa, perché voglio, no? Quindi facilitargli questo lavoro dalla lettura alla scomposizione del progetto. Ma a monte, in tutte quelle parti dove si chiede la relevance, l'added value, l'innovation, eccetera, il linguaggio, c'è un linguaggio, si lo chiama europeese, europrogettazione, non so così, può cambiare anche un po' da programma a programma, proprio perché gli obiettivi del programma sono diversi, ci sono programmi molto scientifici. L'altra sera abbiamo fatto, mercoledì sera, una presentazione di un progetto, e io ho presentato il progetto, sostanzialmente, lasciando poi spazio a dei colleghi che si sono occupati della realizzazione di alcuni pezzi di questo progetto, nel mentre io coordinavo, facevo, brigavo, eccetera. Okay. Uno di questi colleghi racconta, dice, io sono un esperto di questo argomento. Chi l'ha scritto? È uno dei progetti che forse vi facciamo vedere la prossima volta, anzi sì. Qui è un progetto che ha a che fare con qualcosa che è sociale. Io, sì. Quando me l'hanno proposto era quella classica situazione dove fino a qualche anno fa avrei detto no, assolutamente no. Poi con gli anni, esperienza, la cosa, poi accetti sfide nuove, hai voglia di cambiare, eccetera. Insomma, si sa che c'è dai. Ci ho studiato un sacco perché non sapendo nulla della materia lì ci ho studiato veramente tanto. E poi ho scritto un progetto. Questo mio collega, che invece è molto esperto di quella roba lì, dice, beh, se l'avessi scritto io, quel progetto non sarebbe mai stato finanziato, perché io sarei stato molto più interessato a scrivere un progetto scientifico, rigoroso, eccetera, eccetera, ma non capace di spiegare perché questa cosa era importante a livello di macro strategia. A me, dice lui, non sarebbe mai venuto in mente citare un articolo di giornale che raccontava un fatto di cronaca, ed era un fatto di cronaca che aveva colpito, ve lo racconteremo la settimana lunedì, che aveva colpito l'Europa intera. Cioè a me, come ricercatore dell'università, professore, ricercatore dell'università, sarei stato lì a fare elaborazione e probabilmente se l'avessi scritto io quel progetto. Invece, scritto da chi riesce a capire che il progetto non è solo l'approfondimento scientifico, perché si colloca in un programma altro, è un programma a cui non interessa la conoscenza di quella cosa lì, ma dove quella conoscenza è funzionale per fare altro. Allora a me di spiegare tanto di quella roba lì interessava relativamente, a me interessava spiegare in quel progetto
perché bisognava implementare la conoscenza, perché mancava qualcosa, che cosa mancava e perché questa nuove conoscenze potevano produrre, essere importanti per l'obiettivo del progetto. Dice, io se avessi scritto quel progetto sarei stato solo lì e mi sarei dimenticato di quello che in realtà era. Okay, quindi quando si scrive un progetto la retorica è importante, ma non fine a se stessa, nel contesto ancora una volta del programma, è quella che ci aiuta a raccontare quel gap di cui parlavamo la volta scorsa. Okay? La uso non nel work plan, perché lì è molto tecnico, chi fa che cosa, come, dove, quando, posso aggiungerci ogni tanto un qualcosa sul perché, ma lo spazio è poco, ma la uso in tutte le altre parti dell'application. Allora guardiamo un attimo le application form, possono essere diverse, quindi quando arrivo a fare la formulazione io devo averle già guardate, devo capire se è un Word 30 pagine bianche o se è un Word con un indice, con dei titoli da seguire, se è per ogni titolo, per ogni paragrafo ho dei meme, delle spieghe, delle piccole spieghe che mi dice cosa vogliono in quel paragrafo. Se è uniforme è un PDF che scarico dalla piattaforma al cui interno ci sono delle macro che man mano che io clicco attivano altre parti di questo strumento PDF a cui posso allegare o devo allegare degli Excel e dei Word elaborati a parte. E poi ci sono degli form, delle cosiddette pilot action che sono di fatto degli application form, delle cosiddette pilot action che sono online, sono progetti molto brevi, ma i campi sono soltanto all'interno di questa piattaforma online. Non esiste l'application offline, quindi in quel caso si fa la registrazione subito, si va a guardare cosa vogliono e si cerca di costruire il progetto di conseguenza. Gli interreg hanno delle piattaforme diverse da interreg a interreg, molto blindate, nel senso che ti dicono quanti caratteri al massimo in ogni campo, strutturate secondo la logica di cui abbiamo parlato fino adesso, in maniera molto rigida, ma non compili un documento che poi vedi, compili tutto online e questi campi ti compaiono in funzione di vari bottoni che vai ad attivare. Quindi per essere coerenti bisogna aver fatto tutto il lavoro a monte e poi producono un PDF finale. Anche il live è tutto compilato online adesso, è tutto su una piattaforma specifica del live. Tips, quindi scaricate fin da subito se disponibile la cosiddetta Courtesy Application Form, cioè l'application form offline, quello che sarà il risultato finale, indipendentemente che avvenga attraverso una piattaforma, un e-form o un allegato Word collegato ad altro. Studiatevi subito l'architettura dell'application per comprendere la logica e la struttura di quel programma e di quel bando, perché intorno a quella logica, quella struttura disegnerete la vostra VBS e tutto quello che ne consegue. Quindi capire bene anche la terminologia. Se un programma vi dice non parlate minimamente di Work Package, non fatelo. Chiamateli moduli, chiamateli componenti, o anche fate a meno di chiamarli, elencate semplicemente gli output intellettuali da 1 a 3 collegati all'obiettivo 1, gli output intellettuali dal 4 al 6 collegati a quell'altro, eccetera, eccetera. Quindi capite che cosa vogliono, visualizzatelo e costruite di conseguenza gli strumenti di progettazione definitiva. Ecco, in tutti quei casi in cui c'è il Word, la mano del progettista ha il suo perché. Okay? Quindi tutti gli strumenti che avete usato potete decidere se e come inserirli. Se siete in questa situazione, mentre quando si progetta un interreg si può anche costruire lo strumento magari con degli errori di battitura, oppure magari nella VBS ho scritto in un modo, poi nell'altro cambio la parolina, quello è irrilevante perché insomma poi dopo va tutto online, okay? Quindi se mi rimane qualche errore di battitura non importa. Se invece io costruisco gli strumenti con l'intenzione anche poi di inserirli in un'application, cerco di costruirli molto bene fin da subito. Ecco, queste sono le tips, guardiamo qualche esempio. Questo è l'e-form, un e-form di un K2 di 2 call fa. Adesso pare che anche l'Erasmus abbia fatto la migrazione tutta sulla piattaforma. Non ho fatto le ultime call, me l'ha detto un collega, quindi non l'ho vista, chiedo scusa, ma
Questo cos'era? Era uniforme che si scaricava dalla piattaforma, esistono ancora programmi che ce l'hanno, tipo Europa per i cittadini, piuttosto che Creative Europe, che ha una parte così più l'allegato. Ci sono i vari campi, quello che vogliono, e i campi evidenziati in rosso sono i campi da compilare. Non è forse esplicitato qui il numero di caratteri massimi, però se voi vi posizionate col mouse sopra il campo, vedete i caratteri massimi del campo. Ho fatto lo screenshot in quel momento, così si vede. Poi vedete ci sono dei pulsantini più o meno, quindi ci sono a volte delle domande con dei menu a tendina, che adesso sono spariti dalla visualizzazione. Scelgo un'opzione, voglio aggiungerne un'altra, clicco sul pulsante più, si attiva un altro campo, eccetera. Poi quando arrivo agli intellectual output, aggiungo intellectual output tanti quanti sono quelli nel progetto, e ogni volta che schiaccio su più mi si apre la pagina all'interno. Un altro esempio, questa è sempre un Erasmus, quindi vedete l'Erasmus ha application form diversi, quindi K1 una cosa, K2 un'altra, K3 un'altra ancora, lo sport un'altra ancora. Lo sport ha una logica in questo momento praticamente la stessa logica del K2 con la Strategic Partnership, ma ha un'application form che è ancora in Word, ma se all'inizio era abbastanza libero, nelle ultime versioni è diventato un pochino più strutturato. Quindi ci sono dei campi con delle cose da cliccare e un campo di testo da compilare. Io qua posso inserire grafici, però devo stare molto nel... Ecco, poi ci sono dei programmi che vi dicono il numero massimo di pagine, altri programmi che non lo dicono, quindi anche lì quante pagine, quanto è il numero giusto di pagine, chiedetevelo. Quanto tempo ha un valutatore per leggere? Questo è l'indice del Word di un Horizon e di molti altri programmi di quella piattaforma, dove di fatto c'è un Word che dice devi compilare un documento massimo di tot pagine, quindi sei tu che stabilisci quante pagine dedicare ad ognuno di questi paragrafi, ma ogni paragrafo poi vi dà una spiega, cioè paragrafo obiettivi, ok, cosa intendiamo noi per obiettivi? Paragrafo metodologia, paragrafo concept, paragrafo ambition, ecco questo concetto è molto sugli Horizon. E poi qua vi spiegano describe che cosa. In alcuni casi ci sono anche dei link, andate a guardarveli. Queste sono le piattaforme Interreg, cambiano da programma a programma. Questa è valida per il Central Europe, Alpen Space e Adrian. Questa è estratto da Adrian, ma la piattaforma è la stessa, si chiama EMS. Vedete questi, come li chiamano? No, pollicino che lasciava le briciole di pane. Vabbè, insomma, i vari step, quindi prima la descrizione, poi i partner, la descrizione del progetto, il work plan, il budget, eccetera. Quindi ci si muove qui e man mano che ci si muove qui si aprono le varie tabelle per poi produrre un PDF. Questo invece è l'application form offline di un MED, vi si presenta un indice, è molto simile come approccio all'Urbact e lui ha una via di mezzo tra questo e l'Interreg, quindi di fatto cos'è un indice? Cliccando su uno di questi si aprono i vari campi, mentre in quello di prima cliccavo sui macro capitoli, in questo qua ho tutti i capitoli e ho già evidenziato i paragrafi. E ognuno di questi porta con sé tutta una serie di campi da compilare. Direi che non abbiamo il tempo di guardare un'application oggi, però io penso che ci volesse questo tempo da dedicare agli strumenti. Ricordatevi questo, l'ho già detto più volte. Abbiamo mezz'oretta, mi sembra, per delle domande. Sono a vostra disposizione. Ah no, vi lascio anche questi tips, quindi un po' di retorica, ecco qua, vedete, l'avevo messa la slide. Quando si scrive bisogna essere efficaci nella scrittura con l'idea di dover
noi stiamo comunicando, quindi scriviamo, comunichiamo, chiaramente il nostro primo interlocutore è il valutatore, che conosce molto bene il programma, che conosce, i valutatori poi vengono scelti anche per tematiche, laddove il programma ha dei tematismi forti, quindi tendenzialmente sono competenti sulla materia, magari non sono espertissimi di quello che noi inseriamo nel progetto, ma nella topic e nella materia lo sono. Quindi dobbiamo affascinarlo, coinvolgerlo, scrivere con, tenendo assieme logica e retorica. Parte logica e retorica della progettazione vanno assieme, quindi anche quando vado sulla parte retorica qualche elemento di logica lo devo richiamare. Per capire come fare, beh, chiaramente se avete la possibilità di leggere progetti finanziati è utilissimo. Adattare lo stile di scrittura allo stile di scrittura del programma. Se li leggete trovate delle differenze, capire quali sono le keywords della call, le keywords del programma, richiamarle in maniera strategica. A volte si possono mettere dei virgolettati, a volte si possono inserire anche delle note. Evitate, perché è vista molto male il link a fonti esterne, perché è vietato in teoria, cioè no, è vietato. Però nella nota potete mettere la fonte che avete consultato senza renderla un link, poi se uno vuole, se il valutatore vuole, può andare a vederla in quelle application dove è possibile mettere la nota, altrimenti si può fare una parentesi con la fonte, però siccome porta via spazio nei caratteri che abbiamo a disposizione, valutate dove ha senso farlo. Ecco, una cosa che per me è assolutamente importante è quella di scrivere direttamente nella lingua in cui farete la submission. Ma la maggior parte delle volte è in inglese. Alcuni programmi ammettono qualsiasi lingua dell'Unione, quindi possiamo decidere di scrivere anche in italiano. Scegliete la lingua che sarà la lingua dell'application form e scrivete direttamente in quella lingua. Se poi il vostro ente, organizzazione o stakeholder vi chiede, se l'application è in inglese e vi chiede una traduzione, fatela dopo. Per n motivi. Uno, se scrivo in una lingua che non è la mia, anche se la so benissimo, ragiono di più. Che non butto giù parole, fiumi di cose che ho in testa, ma le devo digerire meglio prima di riuscire a scrivere. Poi, se l'application è in inglese, il fatto di restare dentro tot caratteri è più facile perché l'inglese è una lingua più asciutta. Noi in italiano facciamo frasi che a volte prima di trovare un punto passano 10 righe, 15 righe, e arrivi in fondo così. Ecco, farlo in inglese, a parte che magari avremo più difficoltà a farlo, ma anche sapessimo molto bene l'inglese, gli inglesi non la fanno questa cosa. Quindi di fatto frasi più brevi, frasi più sintetiche, un linguaggio più netto, forte, e questo lo posso fare solo se scrivo direttamente in quella lingua. Ma il motivo per cui io preferisco scrivere in quella lingua è perché mi fa ragionare di più, mi fa pensare di più alla parola che sto usando. E poi perché se il bando e il programma sono scritti in quella lingua, io tiro fuori da lì delle terminologie chiave e le ripropongo. Sintetici, concisi, sì, ci vuole molto tempo, logica e coerenza. Vi lascio con una citazione, perché questa cosa fa sempre figo. Questa la tagli, però. Pascal, mi sembra, nelle sue lettere provenzali, mi sembra sia Pascal, non vorrei dire, mi ricordo la citazione, ma ho dei dubbi, appunto l'ho controllato, mi sembra sia Pascal. Nelle sue lettere, aveva questa raccolta di lettere, in una lettera chiude dicendo: cara, scusa se sono stato prolisso, ma non avevo tempo. Ho scritto una lettera molto lunga, ma non avevo tempo di pensare, di riflettere, e quindi perdi di efficacia, perdi di impatto, perdi di retorica. Ok? Acronimi, sì, soprattutto quando ho testi molto stretti, e chiaramente se è possibile aggiungo una list of abbreviation in quegli application dove è possibile farlo, dove non è possibile la prima volta lo scrivo intero, gli metto l'acronimo a fianco e vado avanti un po', poi ogni tanto lo richiamo perché magari poi ci si dimentica, bisogna tornare all'inizio a cercare che cos'è l'acronimo. L'acronimo serve per ridurre spazio se ci sono appunto questi campi molto blindati. La numerazione delle attività dei deliverable è importante perché ci tiene assieme le cose, perché per la programmazione eccetera, ma anche perché ci permette di usare il numero dell'attività invece che scrivere tutta l'attività laddove la devo richiamare.
L'abstract è una delle cose più difficili, importanti da scrivere alla fine. Ho visto programmi che chiedevano abstract di 500 caratteri, programmi che richiedono di 1000, 2000, 2005 a volte. Ecco, poi la modalità, lo stile dell'abstract cambia anche qui da programma a programma. Ci sono dei casi in cui vi dicono esattamente cosa vogliono e seguite quello che vi dicono. Se vi dicono che nell'abstract vogliono l'elenco sintetico delle attività, fate 3 righe e poi buttategli giù l'elenco sintetico delle attività. Di solito gli abstract sono dei testi con buona retorica, ma che tengono assieme anche gli obiettivi, le attività, gli output, eccetera. Quindi riescono in pochi caratteri a far capire esattamente perché voglio fare che cosa. Perché, che situazione voglio cambiare, quindi il problema, cambiamento e come. E perché noi come partenariato siamo la migliore combinazione di fattori possibili per fare quella cosa lì. Questo nell'abstract. Poi quanto spazio dedicare a una o all'altra parte va pensato. Domande? Bene, riprendetevi. Scusi, non so se è già stato detto, ma dove si possono leggere i progetti già finanziati? Qualcosa trovi in rete, fare una ricerca oculata, qualcosa trovi. Difficilissimo trovare l'application form, però qualcosa si trova. Io ho trovato application form scritte da altri su, non so, programmi come Urbact, anche io qualche Horizon ho trovato. Poi se tu vai sui siti dei progetti, in molti c'è una parte che si chiama Work Package, che chiaramente è uno degli indici della navigazione di quel sito che interessa a chi è del settore, magari non al pubblico generale, ma lì dentro di fatto la maggior parte delle persone copia e incolla quello che c'è nell'application form. Quindi guardando i siti trovi qualcosa che molto probabilmente è estratto dall'application form. Trovare l'application form è difficile, te la deve dare qualcuno, l'organizzazione, l'ente per cui lavori, però facendo qualche ricerca oculata, Mr. Google qualcosa scova. Ho scovato un Horizon fatto benissimo, finanziato, molto bello. 2 o 3 insomma li ho trovati di application finanziati. Però tendenzialmente gli enti non li pubblicano. Quindi, ma non è che te ne servono tantissimi, cioè, aiuta, però non è quella l'unica strada. Capire il linguaggio del programma è forse quasi più importante che leggere un progetto, perché poi il progetto va nel suo specifico, eccetera, quindi bene, see you next time. Grazie.